Oggi parleremo di scrivere di crisi, scrivere in crisi. Il meeting su Ligo in Rete è stato dedicato al rapporto fra giornalismo ed economia, per un motivo semplice e credo anche intuitivo, nel senso che in questi ultimi, direi anni, ma fermiamoci agli ultimi mesi, l'economia ha dominato letteralmente le prime pagine dei giornali o le home page, i titoli di TG e radiogiornali. Parlo ovviamente di economia internazionale, basti pensare al caso Grecia, al fronte no euro, a temi, la Banca Centrale Europea, ma l'economia ci ha toccato, ci ha toccato sicuramente anche a livello locale, basti pensare ai fallimenti delle aziende e non ultime le crisi delle banche popolari venete. Chiaramente di crisi economica si parla anche nella fattispecie nel giornalismo, quindi a livello editoriale. Quindi l'idea di oggi era un po' di raccogliere delle testimonianze da giornalisti, perché alla fin fine abbiamo con noi dei giornalisti, quindi dei colleghi, e cercare di trarne qualche giovamento, qualche suggerimento su come muoverci su questi temi nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Allora abbiamo con noi Emilio Tomasini, che è in centro, giornalista, professore a contratto anche all'Università di Bologna di finanza aziendale, giusto? Direttore di 2 riviste di nicchia, Traders Mag Italia e Investors, nonché editorialista del gruppo quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. E tra l'altro già editorialista da Affari e Finanza, Milano e Finanza. Affari e Finanza, l'inserto di Repubblica, esiste ancora? Sì? Sì. Sì. Ok. Già editorialista anche di Il Mondo e Milano Finanza. Alla sua destra, quindi alla vostra sinistra, Daniele Ferrazza, capo servizio della Tribuna di Treviso, scrittore anche, e che ha trattato per il gruppo Finegil l'Espresso, nelle sue esperienze nelle varie sedi, ha trattato spesso temi, anzi sei stato responsabile credo della pagina economica. Anni fa, sì. Ecco, poi ci spiegherà meglio lui magari le sue esperienze. E alla vostra destra Giorgio Malavasi, giornalista, redattore di Gente Veneta. Gente Veneta è il settimanale cattolico del Patriarcato di Venezia. Inutile star qua a sottolineare la crisi che stanno vivendo non solo tutto il mondo della carta, ma nel dettaglio i settimanali e all'interno dei settimanali cattolici colpiti dai tagli sui contributi all'editoria, alla piccola editoria. Quindi come vedete tre giornalisti, 3 professionisti con esperienze profondamente diverse, con ognuno di loro cercheremo di approfondire temi economici visti da angolature diverse. Emilio Tomasini ci spiegherai come scrivere di economia e di finanza facendoci capire da tutti, come diceva Giorgio Lago, dobbiamo scrivere per farci capire dal nostro barbiere, no? Magari sarà un po' difficile nel caso di temi tecnici come l'economia e la finanza, ma prova a darci qualche suggerimento. A te la parola. Grazie. Sono collegato con il video? Sì, sì. Buongiorno a tutti, io farò un intervento che, come sempre, in queste situazioni deve partire da quella che è un'esperienza personale, nel senso che io mi occupo praticamente da sempre di informazione finanziaria
è stata una scelta consapevole che ho fatto quando avevo 18 anni. Io ho iniziato a fare il giornalista a 13 anni come corrispondente del Resto del Carlino da Sassuolo e sono sempre stato ossessionato dalle gerarchie che ci sono nel mondo dell'informazione ed essendo per natura un carattere molto indipendente mi sono sempre chiesto come io mi sarei potuto disintermediare dalla gerarchia che esiste nel mondo dell'informazione, quindi come è possibile produrre contenuti che abbiano valenza a livello nazionale senza dover per forza essere in forza a qualche redazione politica a Roma o Milano o economico-finanziaria. Quindi da 18-19 anni sono stato affascinato prima dal computer e poi dall'analisi della finanza quantitativa, cioè nel senso sostanzialmente dallo studio, dalla ricerca di pattern ricorrenti all'interno delle serie storiche dei prezzi. Quindi sostanzialmente fuori da questa definizione aulica che vi ho dato, in maniera molto più concreta da giornalista di campagna quale sono, come produrre informazione analizzando i prezzi, che è la cosa più diffusa e meno costosa che esiste relativamente ai mercati finanziari, nel senso che i prezzi o li potete leggere sul giornale o semplicemente li potete scaricare da internet gratuitamente da Yahoo Finance. La mia produzione di oggi avrà 5 punti. Partirà da quello che è oggigiorno la rivoluzione dei social media, parlerò dell'informazione economico-finanziaria durante la crisi e delle opportunità che si sono aperte, questo per un fattore di tipo tecnico, nel senso che finalmente a livello di contenuti è venuto a galla la grossa lacuna che esisteva, nel senso che de facto i media finanziari italiani non sapevano comunicare la finanza, non sapevano comunicare l'economia, come diceva prima Zoan, relativamente a scrivere di crisi in un periodo di crisi. Nel 2013 abbiamo creato in Italia Traders Magazine Italia, quindi abbiamo portato questo mensile che in Germania esiste dal 2001 e che è la più diffusa rivista di trading della Germania, presente anche nel Regno Unito, in Spagna e in Grecia, e nel 2015 abbiamo raddoppiato facendo uno spin-off di Investors, che era la rivista dedicata al risparmio gestito. E poi vi presenterò alcune lacrimevoli note sul futuro dell'informazione economico-finanziaria. Parliamo della rivoluzione social, ovvero oggi e già domani. Questi slide sono stati tratti da un intervento che ho seguito come giornalista, come voi, di quelli organizzati dall'Ordine, evento a pagamento, e sono slide che sono state presentate da Andrea Albanese, persona che non conosco personalmente, e che organizza corsi appunto sui social. Perché vi dico questo? Perché c'è questo piccolo spottino. Perché come voi ho seguito diversi corsi organizzati dall'Ordine, mi mettevo nelle ultime file, aprivo il computer e iniziavo a lavorare. Poi ho casualmente visto la promozione di questo corso, sempre organizzato dall'Ordine, ma in collaborazione con un ente terzo, che sono di solito a pagamento, e siccome mi sento un emerito somaro per quanto riguarda i social, mi sono iscritto. Devo dire che è stato un corso che mi ha cambiato profondamente. Ci sono tanti altri corsi sul sito che è indicato sugli slide e mi sono già iscritto a 2 ulteriori corsi, perché ho capito sostanzialmente che ero troppo vecchio per gestire la rivoluzione social. Quindi mi dispiace, ma devo ringraziare l'Ordine dei giornalisti che mi ha dato la possibilità di svegliarmi, mettendomi di fronte alla possibilità di seguire, costringendomi a seguire la possibilità di seguire un corso come questo. Sostanzialmente tutti noi abbiamo già l'idea di che cosa sia la rivoluzione social. È chiaro che quando la mettiamo in cifre, sostanzialmente vediamo la popolazione mondiale, come vedete voi sugli slide, il numero di utenti internet, ma il numero di conti sociali attivi, vi rendete conto che un qualsiasi media, come siamo noi, che sia attivo esclusivamente a livello internet, sia in partenza un perdente, nel senso che oggi non è più un problema solo di produrre contenuti, ma anche come diffonderli, e sono questi mondi che sono assolutamente separati. Cioè, avete Facebook, avete Twitter, avete altre diavolerie che vengono inventate continuamente e se tu non le copri tutte
assolutamente sei un perdente a livello internet, cioè a livello di web, cioè il traffico non viene più portato sostanzialmente semplicemente da utenti internet, ma viene portato dai social media. Quindi de facto c'è stata la rivoluzione industriale, una rivoluzione del software, una rivoluzione di internet e poi adesso abbiamo una rivoluzione dei media e della comunicazione. Sempre questi sono slide di Andrea Albanese, slide che ho carpito senza nessun permesso. La cosa più impressionante che mi ha colpito di questo incontro è stato i 15 siti più visitati al mondo. Bene, Google lo sappiamo. Il secondo è YouTube. Voi pensate che se parlate con qualsiasi tipo di media non è presente in maniera organica su YouTube, cioè non fornisce contenuti video. Dove fornire contenuti video, vi spiego la sottigliezza, per quelli vecchi come me, sostanzialmente l'evento, la realtà ha successo se è seguita, no? Cioè, quindi sono qui che parlo e ho un pubblico. In realtà usare YouTube significa che io sono qua, non sto parlando a voi, di cui scusate ma non mi importa niente, sto parlando al pubblico che mi vede su YouTube. Quindi diciamo qui siamo in un teatro, ci sono due attori e stiamo facendo un convegno che non è qua, io non sono a Pieve di Soligo, sono online, sono su YouTube. Questo cambiamento di mentalità è assolutamente devastante, perché la realtà non è più la realtà, ma stiamo inserendoci in un mondo in cui la realtà è esclusivamente quella che c'è su YouTube. Facebook, io non sono utente Facebook, io ho 2000 amici su internet perché un mio consulente mi ha consigliato di dire sì a tutti gli amici, però non ho una presenza Facebook veramente importante. Vedo che tantissimi media traggono il loro successo esclusivamente, soprattutto locali, esclusivamente dall'utilizzo di Facebook, perché su un territorio è il primo strumento, prima ancora di internet, che la persona normale usa. Amazon, io non ero presente su Amazon. Amazon è, diciamo, la piattaforma che assorbe il 100% dei miei acquisti per quanto riguarda la tecnologia, i libri, i vestiti, le scarpe, qualsiasi cosa, però io non ero presente, cioè io compravo su Amazon ma non mi vendevo su Amazon, che anche questo non è un passaggio da poco. A me capita di vedere il mio postino, io abito in un piccolo paese della provincia di Modena e vedo che regolarmente in questo piccolo paese lui ha sempre qualche pacco Amazon, quindi non devo essere solo io nelle campagne del modenese che compra su Amazon. Poi andiamo avanti, Wikipedia, per esempio adesso sto costruendo il mio profilo Wikipedia, non ho mai pensato di avere il mio profilo Wikipedia, pensate voi se il vostro giornale o voi stessi come giornalisti avete un profilo Wikipedia. A livello di SEO vi spingerebbe moltissimo avere un profilo Wikipedia. Twitter, un'ossessione, perché io detesto ricevere dei messaggi e detesto mandarli. E eBay, quante cose io compro su eBay, quante emozioni mi ha dato eBay. Io però non sono presente, se volete comprare Tomasini o Traders Magazine su eBay non ci sono. LinkedIn, chi più ne ha più ne metta, lui prima mi ha detto ho letto il suo profilo LinkedIn, terrificante, tutti sanno tutto, nel senso che tu sei, ormai no? Pinterest, l'ho imparato stamattina mentre facevo gli slide, sì l'avevo sentito nominare, ma non ho nessuna idea di che cosa fosse Pinterest. Pensate a Periscope che sta venendo fuori adesso, no? E vi racconto il caso di YouTube, ma il mio caso personale di Emilio Tomasini e di Traders Magazine è simile. I miei figli parlano di YouTube, di YouTuber per me prima sconosciuti, no? Io a 11 anni e 12 anni avevo altri punti di riferimento e in casa mi è entrata prepotentemente YouTube, quindi io un anno fa ho deciso di personalmente ovviamente fare un canale YouTube e crearlo come Traders Magazine. Devastante. Cioè io mi alzo la mattina e ci sono tipicamente 200 persone, ho messo la freccia, che
domani mattina vedranno questo video delle 4 chiacchiere che ho fatto io con voi. Chi sono queste 200 persone? Non lo so, non ho la minima idea, è successo mentre dormivo, mi hanno aggiornato, è inquietante, no? Cioè, io parlo e c'è qualcuno che di notte legge quello e ascolta quello che io ho scritto. Questa premessa per dirvi sostanzialmente cosa è successo durante la crisi di informazione finanziaria. Borsa e Finanza, deceduta, il mondo, defunto, investire, defunto, gente mani, defunto, devo continuare? No, è un intero cimitero. Sono scomparsi, sono andati alla casa del padre, sostanzialmente perché non avevano capito di cui è il punto 1, cioè nel senso che ci sono 2 problemi nella situazione di crisi che ha visto coinvolta la stampa economica finanziaria, uno il problema dei contenuti, uno il problema degli strumenti. Allora del problema dei contenuti ovviamente potremo discutere fino a domani mattina e diciamo, potremo discutere se esiste il vero giornalismo economico in Italia, di cui penso che il collega sia un esempio, nel senso che il giornalismo di indagine è il giornalismo serio, il giornalismo che fa ragionare e che porta avanti il miglioramento del paese. Però se parliamo di strumenti vediamo come sostanzialmente ci sia un gap enorme nell'informazione economico-finanziaria italiana, nel senso che Sole 24 Ore fino a pochi anni fa non voleva andare online sostanzialmente per scelta consapevole, no? Perché giustamente uno dice il Ministero della Difesa mi compra 100 abbonamenti, se dopo io vado online con una passo me li leggono tutti, no? Quindi voglio dire, ci sono state anche delle scelte sicuramente decise in maniera consapevole, ma che hanno creato diciamo, un vuoto nel panorama dell'informazione economico-finanziaria. Da questo vuoto nel 2013 abbiamo portato in Italia Traders Magazine Italia che a livello di veicoli nella diffusione dell'informazione sicuramente è moderno, quindi se voi pensate a qualche diavoleria da YouTube a Facebook alle mailing list, ovviamente avete visto nel giusto, ma è nuovo anche in termini di contenuti, nel senso che in America già da diverso tempo si è sviluppata un'industria di nicchia a livello di comunicazione in cui il contenuto dell'informazione non è tanto sui pesci che dovete comprare ma sulle canne da pesca, cioè noi vi insegniamo a pescare e laddove parliamo di pesci parliamo sempre di pesci in relazione alle canne da pesca. Quindi sostanzialmente è un magazine che parla di tecniche di investimento e tecniche di trading, quindi io non parlo se dobbiamo comprare domani Luxottica, ma parlo delle metodologie che vi servono a decidere quando comprare Luxottica, sono 2 approcci completamente diversi. In Italia c'era un vuoto che noi siamo andati a riempire e che ci ha dato un vantaggio nella diffusione del magazine e nel soddisfare una domanda che prima non era assolutamente incontrata dai media tradizionali. I numeri di Traders Magazine dopo 3 anni di attività sono, se mi permettete, abbastanza impressionanti, nel senso che stiamo parlando di 121.000 email. Noi siamo presenti in tutti gli eventi fieristici italiani, dal Salone di Risparmio al Tolexpo, quindi abbiamo una diffusione capillare in quello che è l'industria della finanza e diciamo soprattutto all'inizio abbiamo veramente fatto un successo che non ci aspettavamo in termini di attenzione da parte del pubblico. Quando mandiamo fuori una mailing list tremano i muri, perché ovviamente 121.000 email, stiamo parlando di circa 20-25.000 aperture per ciascun lancio. Fate conto che Borsa e Finanza, quando è fallita, la compianta Borsa e Finanza, era un settimanale e vendeva circa 5.000 copie. Quindi noi siamo 4 volte in termini di attenzione del pubblico e di interesse di quello che era Borsa e Finanza alla fine del 2013. Quindi un successo che è stato dovuto a contenuti
adeguati alla domanda, semplicemente imitando il modello americano o il modello tedesco. Adesso qui sarebbe falso raccontarvi che siamo dei geni del male, e la nostra decisione fin dall'inizio di perseguire 3 diversi filoni di contenuti. Il primo, quello dell'education, che non era assolutamente coperto in Italia, ovvero vi insegniamo a pescare ma non vi vendiamo dei pesci. Tipicamente ci sono giornali tipo il Sole 24 Ore che non, per farvi un esempio, magari voi non necessariamente seguite la finanza e l'economia, il Sole 24 Ore tipicamente non raccomanda pesci. Milano Finanza invece continuamente, un settimanale di economia finale, raccomanda pesci. Nessuno dei due raccomandava canne da pesca, quindi avevamo pesci non pesci, ma non mancavano le canne da pesca. Nessuno parla delle persone in Italia. La finanza è fatta da persone, è fatta dall'investitore di Pieve di Soligo che riesce a realizzare il 30% sul suo capitale di anno in anno. Esistono molte più persone di quelle che noi pensiamo che riescono a realizzare performance interessanti partendo da capitali molto bassi, persone che professionalmente gestiscono i propri capitali. Prima ero al bar qua nella piazza di Soligo, c'era un signore che raccontava in dialetto veneto, che ovviamente l'ho capito al 10%, sostanzialmente di un imprenditore qui del luogo che avrebbe potuto vendere la sua azienda e vivere di rendita. Ecco, quel vivere di rendita tipicamente non è che significa affidarsi al banchiere promotore, ma interessarsi in maniera attiva dei propri investimenti. E poi abbiamo parlato della contemporaneità, quindi andando diciamo, in conflitto con quelli che sono i media tradizionali. Ecco, questa è un'area di conflitto con milioni di siti e con i media tradizionali, nel senso che noi ogni mercoledì mandiamo fuori un'email a 121.000 persone che si chiama Il Settimanale e che cerca di interpretare e commentare la contemporaneità economico-finanziaria, dando ovviamente delle raccomandazioni operative, cosa che di solito i media finanziari si astengono dal fare perché non hanno questa assunzione di responsabilità, no? Nel senso che esiste ancora questo preconcetto che il media deve spiegare, deve far capire alle persone, quando in realtà la maggior parte delle persone vuole guadagnare e non vuole capire, no? Nel senso che non necessariamente il capire va di pari passo col guadagnare, no? Molte volte si capisce e non si guadagna niente, allora se devo dare la priorità io preferisco guadagnare, poi capire, magari ci penserà Tomasini quando va all'università a fare lezione, se deve capire qualcosa. Ti posso interrompere e fare una domanda? Dimmi. La sostenibilità economica di uno strumento che appunto ha dei numeri così significativi, essendo nato da molto poco, quindi in breve tempo, la sostenibilità economica, visto che in genere si dice che queste cose montano molto facilmente, ma poi dopo si sorreggono economicamente. Sì, nel senso che noi non abbiamo mai chiuso un bilancio in perdita, già il primo anno avevamo un utile, sono una cosa di 5.000-10.000 euro, fatturiamo circa quest'anno, passeremo i 200.000 euro di fatturato. C'è un modello economico dietro che è molto importante, nel senso che noi non abbiamo redazione, la redazione esiste in Germania, quindi è accentrata per le 5 edizioni europee. Ovviamente siamo stati facilitati al fatto che io, insomma, da 20 anni che sono nel settore dell'informazione economico-finanziaria, ho una mia attività personale, quindi diciamo, ho un mio pubblico, ho i miei aficionados che mi seguono e quindi ho dato un contributo importante, ma siamo stati soprattutto facilitati dal crollo nel 2013-2014 del sistema dell'informazione finanziaria italiana, nel senso che anche gli inserzionisti di fronte a un magazine che dice guarda noi abbiamo 121.000 email, siamo su carta ma lavoriamo sull'online, esclusivamente sull'online, non esistono redazioni, è tutto accentrato in Germania, hanno capito, come parlavamo prima io e te, che in situazioni eccezionali devi dare risposte eccezionali, non puoi... E i ricavi derivano da? I ricavi derivano dagli abbonamenti, come sostanzialmente seconda posizione, la prima posizione ovviamente è la pubblicità. È chiaro che, voglio dire, in termini di economia di scala, siamo un magazine che se non esistesse la Germania avrebbe dei costi di struttura devastanti. Tenete conto che gran parte dei contenuti che noi vendiamo sono tradotti dal tedesco, dall'inglese e non sono confezionati in Italia, ma perché in Italia secondo me non c'è nessuno in grado di produrne tanti
a quel livello, cioè proprio mancano anche gli autori, quindi noi de facto vendiamo dei contenuti che sappiamo già essere di successo sul mercato tedesco, quindi vuol dire c'è un'economia di scala che è devastante, adesso questo sarebbe falso negarlo, però io penso che la sola economia di scala con un modo di ragionare tradizionale in cui tu per esempio per vendere un media fai pubblicità, no, tipicamente. Noi per vendere il media andiamo negli eventi della finanza italiana e regaliamo una copia, cioè sappiamo che è un mercato di nicchia e fai conto che circa ogni settimana noi abbiamo un evento sul territorio nazionale, quindi vuoi che sia il trading tour, vuoi che sia il convegno di promotori finanziari, vuoi che sia un convegno di dirigenti bancari, vuoi che sia, cioè noi de facto andiamo a colpire in maniera molto mirata quello che è il nostro settore, cioè ci andiamo a cercare i lettori. Ecco. Nel 2015 abbiamo raddoppiato, abbiamo fatto uno spin-off della parte diciamo, legata al risparmio gestito che è Investors, con un partner veneto che è Diaman, che è un noto fondo di investimento con più di 100 milioni di euro under management, c'è un direttore responsabile che mi sta sostituendo, che è qui vostro sempre conterraneo di San Daniele Friuli, che è Gabriele Turissini, e questo per dirvi che quando parliamo di sostenibilità economica non solo è sostenibile ma anche ci vediamo diciamo, l'opportunità di raddoppiare. Voi sapete che il risparmio gestito in Italia oggi è ai massimi, dato ovviamente in termini di raccolta, dato dalla discesa dei tassi di interesse, e quindi è veramente un settore che ha delle prospettive interessanti. Io ovviamente ho frequentato questo corso di cui mi sono innamorato dei due speaker, uno era Andrea Luperi che è responsabile dei contenuti digitali di ADN Kronos, che ha presentato questo slide, ovviamente io gliel'ho sottratto indebitamente, lui ha fatto un bellissimo intervento, sostanzialmente dandomi del vecchio babbione, anche se ho 47 anni. Sì, sono un vecchio babbione perché se andiamo a vedere i dati del Censis, le prime 5 fonti di informazione usate dagli italiani sono i telegiornali, utilizzati dal 76% per informarsi. Io non guardo più la televisione da anni, comunque a quanto pare gli italiani continuano a guardare la televisione, poi ci sono i giornali radio, c'è Google, c'è TV e c'è Facebook. Il problema è quando si va tra i più giovani, e al primo posto si colloca Facebook, cioè Facebook sta diventando, che è un social media, sta diventando un media come noi lo intendiamo, come noi vecchi babbioni, almeno io vecchio babbione, nel senso che io per informarmi vado su Facebook, non accendo la televisione e non vado su repubblica.it. Questo ve la dice lunga sul fatto che il futuro saranno i social media a prendere il passo rispetto a quello che sono i media tradizionali a cui noi siamo tipicamente abituati a pensare. E questo ve la dice lunga su come voi dobbiate essere pronti a ragionare in termini di social media. Se uno non ragiona in termini di social media, ovviamente rimane indietro. Vi ripeto, la mia esperienza di YouTube è stata assolutamente impressionante, sono tuttora scioccato, stamattina mi sono alzato, la prima cosa che faccio quando mi alzo la mattina, vado su YouTube, c'è il motore che mi aggiorna le visualizzazioni e io mi sento osservato, mi sento a volte come se una persona andasse a violare la mia intimità, perché in un settore di nicchia come il nostro 200 visualizzazioni al giorno sono un boato. 3 giorni fa mio figlio ha 7 anni, stava decidendo il mestiere da fare da grande e quindi ha detto che il primo mestiere che vorrebbe fare è diventare uno youtuber. E a me sinceramente scappava da ridere perché io avevo voluto dire guarda tuo padre 47 anni voleva fare giornalista, poi è cambiato il mondo e adesso purtroppo sta diventando uno youtuber, lui stesso torto collo. Purtroppo questa è la dimensione dell'evento. Scusa, ti interrompo. Se torni alla slide precedente, no, è curioso notare come non esistano i giornali di carta su queste... Assolutamente. Io sono così, mi rendo conto, cioè, ho avuto, diciamo, negli ultimi 3 o 4 mesi diciamo, devo dire che ho accelerato il processo di senescenza, sono addirittura andato all'INPS a farmi fare i conteggi per la pensione, perché poi mi sono sentito
in dialetto modenese si dice un sugamano, cioè una cosa che si butta via, un asciugamano, no? Non esiste il giornalismo su carta, cioè non esiste il giornalismo come l'abbiamo inteso noi. E infatti il succo poi di questo mio intervento e dello scrivere di crisi nella crisi, come diceva Glauco prima, titolo assolutamente azzeccato, c'è la predominanza dei contenuti sui veicoli. Cioè se io ti dico l'azione da comprare e tu fai soldi, non te ne frega niente di capire, non te ne frega niente che ci sia il professorone che ti fa la lunga sbrodolata sull'integrazione economica in Europa, dalle colonne del Sole 24. Tu vuoi sapere il titolo da comprare stamattina, quindi i contenuti sono tornati veramente a essere i re della situazione e hanno la predominanza sui veicoli, perché se tu hai i contenuti e non hai i veicoli non ti legge nessuno. Questo purtroppo è una regola triste del settore dell'informazione oggi. Questa predominanza dei contenuti sui veicoli ha fatto sì che ci sia stata e ci sia tuttora una rivoluzione, no? Quelli della mia generazione sono abituati, per quello ho messo la foto di Totò nel famosissimo film I Due Colonnelli, che esistono le gerarchie, no? Ho parlato all'inizio che io, quando ho deciso di fare il giornalista nell'informazione economico-finanziaria, l'ho fatto per una scelta consapevole. Perché sostanzialmente ero andato a studiare all'Università di Reading nel Regno Unito, al Dipartimento di Economia Agricola, e mentre diciamo in Italia i computer nell'università non erano ancora entrati, là facevano un uso intensivo dei computer e avevano un software di stima econometrica che utilizzavano, il Microfit, glorioso, e io ero rimasto affascinato da questi ragazzotti inglesi che di notte andavano là, poi facevano le simulazioni della soia, del grano, dei prezzi del petrolio, no? E da vecchio giornalista di campagna ho detto, cioè, caspita, cioè, i contenuti di informazione me li creo io, no? Cioè, io non c'ho bisogno di andare a stare nella redazione politica a Roma per fare la fila alla buvette del Parlamento per avere delle informazioni. Cioè, qui produciamo informazione che ha un contenuto economico devastante, no? Cioè, sapere il prezzo di Fiat il giorno dopo. E questo ha completamente fatto saltare quelle che sono le gerarchie dei media, no? Noi, la mia generazione, siamo abituati che nei media, come nell'esercito, l'Italia è un paese gerarchico, no? Poi in media l'italiano non ha nessuna cognizione della gerarchia, nel senso che se io vi chiedessi che differenza c'è tra un professore associato e un professore a contratto, molti di voi forse non lo saprebbero, la differenza tra un tenente colonnello e un colonnello, forse magari quelli che hanno i capelli bianchi come me, perché hanno fatto il militare, ma se no l'italiano è meglio tra una medaglia al valore, una medaglia di bronzo o una croce al merito di guerra, nessuno, o tra un monsignore o un reverendo, le gerarchie, no? Ci rompiamo le bocche di gerarchie, però nei giornali esistono le gerarchie, no? Vice, capo servizio, direttore centrale, colonnelli, maggiori, è tutto saltato, perché se voi andate sostanzialmente a buttare su un portale che è gratuito, che vi invito a visitare, tipo Alexa.com, che è una società di Amazon, del gruppo di Amazon, che misura il page rank dei siti, voi vedete delle sorprese assolutamente impressionanti. Vedete, adesso ovviamente non voglio parlare e fare confronti che potrebbero essere, diciamo, spiacevoli. Prendete per esempio QDP News, visto che siamo a casa loro, la potenza che ha in maniera nativa, in maniera non elaborata, in maniera non dopata, come spesso succede su internet, rispetto a dei media che hanno una storia forse centenaria. Perché? Perché è la rivoluzione, bellezza, dei nuovi media, dei social, che si è acuita, diciamo, nel corso della crisi, tale per cui i gradi non esistono più, no? Cioè, nel senso che è tutto saltato. A me capita di vedere delle volte il sito di Traders Magazine, che esiste da 3 anni, in relazione a siti o a media che nel settore finanziario esistono da 20-30 anni, e uno effettivamente dice sostanzialmente rem tene verba sequentur. Io ho citato il caso ovviamente non di QDP News, ma di un altro media locale fatto da un carissimo amico che è Alfonso Scibona, corrispondente da Sassuolo, della Gazzetta di Modena, Sassuolo, la mia città natale, il quale ha creato un sito che è tipo QDP News,
addirittura con la televisione, loro fanno 3 videogiornali al giorno, su tutti questi ragazzini che girano la città con questi motorini per fare delle foto. Se voi andate a vedere su Alexa, sostanzialmente sassuologi.it, vuol dire dà sostanzialmente dà del fumo negli occhi a media che esistono da 20, 30, 40, 50 anni. Quindi la mia conclusione è: viva la crisi, c'è stata questa grande rivoluzione, chi di noi l'ha vista l'ha saputo cavalcare, sono saltati gli schemi, è saltato il banco, è sicuramente una grande sfida, è giusto andare a farsi fare il calcolo della pensione, però siccome non me la daranno mai, anche se ho passato 20 anni di contributi, diciamo per i prossimi 20 anni io e sicuramente voi, cari colleghi, abbiamo qualcosa da fare. Grazie. Grazie a Emilio Tomasini, ti devo un caffè per la citazione. Io lo strutturerei questa mattinata nel senso che, finita la relazione, vi inviterei a fare delle domande direttamente al relatore. Tra l'altro Emilio Tomasini lo trovate anche su emiliotomasini.it, giusto? Sì. Ok, quindi se avete qualche riflessione, domanda, passiamo a Ferrazza. Direi di sì. Tra l'altro prima Emilio ha proiettato la classifica dei siti internet più visitati, che sarà anche oggetto di una riflessione oggi pomeriggio con la Giovanna Fagionato di Lettera 43, che porterà la testimonianza di un altro sito nuovo, direi quasi indipendente, che appunto ha scelto di fare esclusivamente informazione online. Cedo la parola a Daniele Ferrazza, che ci condurrà nel mondo, diciamo, del rapporto fra politica e economia. Soprattutto lui ha seguito anche il caso dello scandalo Mose, e quindi di come anche noi possiamo affrontare certe situazioni, che poi chiaramente a Venezia lo scandalo a Mose, ma nei nostri paesi magari sono altri tipi di appalti. Ecco la testimonianza dalla trincea del gruppo Finegil L'Espresso. Buongiorno a tutti, grazie di questo invito e saluto tutti gli amici che ho visto in sala, come ci siamo salutati prima. Il mio contributo sarà un contributo molto di esperienza, molto poco teorico, e cercherà di trasmettere un po' lo spirito con cui io cerco di fare questo mestiere ormai da molti anni. E allora io ho declinato un po' questo titolo come scrivere di crisi, scrivere in crisi, come mi è stato dato, diciamo, nel titolo di Soligo in Rete, ma ovvero la crisi di scrivere, perché sentivamo adesso Emilio, stiamo vivendo la più grande rivoluzione che non è solo tecnologica, è proprio anche di contenuti e di strumenti, dall'invenzione della stampa di Gutenberg, quindi da 4 secoli a questa parte. Ma questo, secondo me, non deve, diciamo, deve preoccuparci, deve interrogarci per chiunque fa questo mestiere, ma non deve perdere di vista il cuore di questo mestiere, che secondo me è sempre questa: la notizia. La notizia è quella cosa che qualcuno da qualche parte non vuole che sia pubblicata. Tutto il resto è pubblicità. Questa è una famosa frase di un editore e giornalista di fine 800, primi 900, si chiamava Lord Northcliffe, ed è il fondatore di uno dei giornali più popolari e anche più diffusi in Gran Bretagna, il Daily Mail. Questo, secondo me, è il cuore da cui dobbiamo anche partire di fronte alla rivoluzione tecnologica di cui diceva che è vero, che stiamo vivendo, che molti stanno subendo, e che invece dobbiamo vivere con coraggio, con determinazione. E allora bisogna ripartire, secondo il mio parere, nelle aziende in finanza si direbbe dal core business. A me non piacciono molto gli inglesismi, ne userò pochissimi in questa breve relazione che cerco di trasmettere, ma dobbiamo
ripercorrere quello che ci hanno insegnato o i colleghi più anziani che abbiamo visto, con cui abbiamo iniziato a lavorare, o la manualistica tradizionale su cui abbiamo studiato per fare l'esame di Stato, o il talento, quello che noi chiamiamo il sacro fuoco. Tu, se vuoi fare il giornalista, devi avere la passione. Qualunque mestiere deve contenere una quantità importante di passione, perché senza passione non ci sarebbe un buon medico, non ci sarebbe un buon falegname, non ci sarebbe un buon idraulico, non ci sarebbe un buon barista. La passione. Allora, torniamo a quello che è il cuore del nostro mestiere. Il cuore del nostro mestiere è la notizia, trasmetterla, comprenderla, ma poi lo vedremo, insomma, e soprattutto cercare di renderla comprensibile e spiegarla. Brevemente mi presento per chi non sa chi sia, non sa chi sono io. Sono classe 68, ho iniziato anch'io un po' dopo di 13 anni, ma non molto, insomma, a scrivere dal mio paese come corrispondente del mio giornale. Ho fatto la praticante l'esame di Stato con un signore con i capelli bianchi che viveva in prima fila dopo tanti anni. Sono professionista dal 90 e ho fatto un po' tutto il cursus, diciamo, tradizionale delle organizzazioni dei giornali, no? Cioè io sono dentro un'organizzazione, sono lavoratore dipendente da molti anni e quindi ho fatto la cronaca bianca, la cronaca locale di questi paesi, di queste zone, ho fatto anche un periodo di cronaca nera e cronaca giudiziaria e poi mi sono dedicato prevalentemente all'economia, dove appunto ho non inventato, ma insomma ho stimolato il mio giornale a creare una pagina economica in tempi abbastanza indietro, cioè parliamo di 15 anni fa, quando ancora l'economia era sì importante, ma veniva trattata prevalentemente dai giornali nazionali o dalle pagine nazionali di giornali, cioè i giornali locali non avevano ancora sviluppato una attenzione come c'è adesso all'economia. Ho fatto anche altro nella mia vita, ho fatto per un periodo, come vedete, il sindaco di Asolo, staccando dal mio lavoro e facendo un'esperienza straordinaria da un punto di vista anche personale, perché mi ha dato una visione che insomma prima non avevo. Sono tornato a fare l'inviato in cronaca regionale per i giornali del gruppo, adesso vedremo qual è il mio gruppo, e mi sono occupato dello scandalo Mose, nel senso che è capitato proprio in quel momento l'arresto del 4 giugno 2014, la retata di 35 persone per il Consorzio Venezia Nuova. Attualmente sono caposervizio del settore province della Tribuna di Treviso. Il mio gruppo è questo. Una delle cose importanti in economia è la trasparenza. Il mio gruppo è il gruppo editoriale L'Espresso, che pubblica oltre alla Tribuna altri 17 giornali locali, ma pubblica anche Repubblica, che è il primo, il secondo o il terzo giornale in Italia, adesso non si capisce. Una volta dicevano i misteri della Chiesa, che erano 3, adesso c'è il quarto mistero, è quante copie cartacee vende la stampa italiana internazionale. Nessuno sa, nessuno deve dire quante copie cartacee si vendono, ma ripeto, questo ci deve preoccupare ma non terrorizzare. Questo è il gruppo, va bene, tante cose, radio, c'è anche la Gazzetta di Modena, dobbiamo ricordare. C'è anche la Gazzetta di Modena, il corrispondente di Sassuolo guarda sicuramente sempre sassuolo.it, come noi guardiamo QDP News tutti i giorni. Insomma, è un gruppo importante, insomma, che ha ricavi per più di 800 milioni di euro, insomma, è quotato in borsa, eccetera, eccetera. A chi appartiene? Appartiene a questo signore che è Carlo De Benedetti, che è un ingegnere, che insomma molti conoscete. Il 53% delle azioni del gruppo è di questo signore, poi il resto è diluito in vari personaggi. Revelli è quello delle cliniche, ha poco più del 5%, JP Morgan è una grande banca d'affari americana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha poco più del 2%, il resto è flottante sul mercato, perché appunto abbiamo detto che è un gruppo quotato in borsa e quindi tutte le informazioni anche del gruppo sono price sensitive, come dite voi, insomma. Allora, io parlo un po' del giornalismo economico-finanziario, che è un po' il tema attorno al quale ruota questa relazione. Di che cosa parliamo? Che cos'è il giornalismo economico-finanziario? Chi ne parla? Allora, secondo me il giornalismo economico-finanziario è tutto quel complesso di azioni, vuol dire ricerca, vuol dire analisi, scrittura e diffusione di argomenti che riguardano i temi prevalentemente economici. Dobbiamo, secondo me, uscire anche da un equivoco che l'informazione economico-finanziaria non è solo l'informazione che riguarda le aziende quotate in borsa o le imprese quotate in borsa. Noi abbiamo avuto, poco fa appunto abbiamo ascoltato Emilio che ha parlato molto, diciamo, degli aspetti finanziari anche a monte
Però il giornalismo economico è anche raccontare quello che sta facendo l'impresa di Pieve di Soligo, magari un'impresa radicata qui sul territorio, magari di legno e arredo, ne ho viste tante anche venendo qua stamattina che hanno cambiato facciate, cambiato insegne, quindi che stanno comunque lavorando, e parlare di cosa succede dentro quella fabbrica. Sta andando bene, sta andando male, c'è cassa integrazione, non c'è cassa integrazione, stanno investendo, hanno aperto una fabbrica in Serbia, oggi c'è per esempio un'azienda molto importante in provincia di Treviso che si chiama Itlas, che apre un nuovo stabilimento in Serbia, ad esempio, perché ci sono una serie di agevolazioni. Ecco, questo è giornalismo economico, ed è giornalismo che deve riguardare tutti noi e che ci fa capire che cosa sta succedendo, perché un'azienda di questo territorio apre in Serbia, perché c'è il presidente della regione che va a inaugurare questo stabilimento. Ecco, cioè, questi temi qua toccano, diciamo, la vita quotidiana di questo territorio e quindi riguardano il giornale, e il giornale ne deve dare conto in maniera corretta, in maniera puntuale, ed essere presente in queste cose, deve seguire, cioè perché succede una certa cosa, perché l'organizzazione di un'impresa, di un'azienda cambia ad un certo punto, perché c'è la delocalizzazione, perché un paese costa meno, costa di più, perché mette in cassa integrazione, perché assume un manager e manda a casa un altro. Ecco, questi sono tutti fatti di cronaca, se vogliamo, che hanno una grandissima importanza per noi, e il nostro compito è, oltre che raccontarli, anche spiegarli, soprattutto spiegarli, perché poi raccontarli basta un tweet, un post, diciamo una notizia così data sui social, eccetera, ma chi lo spiega può essere solo un giornalista, e può essere solo un giornalista bravo che spiega perché è cambiato il manager alla Luxottica un anno fa. Questi sono, secondo me, gli esempi che chiunque voglia approcciarsi a qualunque diciamo segmento del giornalismo, ma in particolare a quello del giornalismo economico, deve saper fare. Sul giornalismo economico io ritengo un po' più difficile, perché è più difficile entrare nella testa di chi gestisce le imprese, è un po' difficile avere i dati se non sono aziende quotate, è un po' difficile, diciamo, essere capaci anche di intercettare queste notizie, magari di settori diversi, di territori diversi, eccetera. Devi avere una buona rete di fonti, devi avere una capacità di analisi non comune, e devi avere soprattutto la visione complessiva, ecco, la visione complessiva di quello che sta succedendo. Chi ne parla di giornalismo economico? Allora, io velocemente sono andato in cerca di principali, io sto sulla carta per ora, voglio dire, ma poi magari parliamo anche dei social. I principali quotidiani economici sono il Wall Street Journal, che ancora vende più di 1.100.000 copie al giorno, ma è molto delocalizzato, solo una piccola parte le vende negli Stati Uniti, tutto il resto lo vende nelle varie edizioni internazionali che ci sono in giro per il mondo. Il Financial Times, che è controllato da un fondo giapponese, vende 250.000 copie circa. Il nostro Sole è l'unione, il Sole fa 150 anni mi pare, adesso ho visto delle pagine speciali in questi giorni, nasce dalla fusione tra il Sole e il 24 Ore, ed è, insomma, il principale punto di riferimento dell'informazione tradizionale cartacea in Italia. È molto digitalizzato, il Sole sta lavorando molto sulla digitalizzazione, ha un ottimo sito, ha un'ottima rete di abbonamenti digitali, sta lavorando bene, cioè è abbastanza avanti. Come è abbastanza avanti siamo noi, diciamo, perché c'è un gruppo, come è abbastanza avanti, anzi molto avanti, è La Stampa. Se voi vedete i social della Stampa, i contenuti multimediali della Stampa di Torino, sono molto molto interessanti. Un quotidiano tedesco economico si chiama Handelsblatt, vende 120.000 copie, quello francese, vedete Les Echos. Tra i settimanali economici il punto di riferimento mondiale è ancora The Economist, che da poche settimane, da pochi mesi, è controllato dalla finanziaria della Fiat, la Exor, quindi è, diciamo, tra virgolette, di proprietà italiana. Un caso interessante è che loro hanno acquisito il 43% della holding che controlla l'Economist, ma hanno sterilizzato più di metà della loro quota azionaria, cioè per rispettare l'autonomia e l'indipendenza del settimanale. Exor, quando è entrato, uno dei patti per entrare era che poteva far valere i propri diritti di voto solo per il 20%. Loro hanno il 43%, un gesto che è abbastanza raro nel mondo della finanza, ma che è un gesto di grande rispetto per l'autonomia. Infatti i direttori hanno sostenuto, i direttori storici dell'Economist, c'è una
una sorta di rotary dei direttori dell'Economist, che tutti i past direttori continuano a trovarsi, hanno ancora i loro uffici nella redazione e hanno fatto un appello proprio a luglio, quando c'è stata questa operazione, guardando con grande favore questo ingresso di questo investitore italiano, che però comunque è entrato in punta di piedi rispettando appunto diciamo, l'autonomia di questo settimanale storico, insomma, che insomma, è molto molto importante. Del genere ha delle conseguenze possibili, potenziali, probabilmente auspicate, pensate, di ritorno, cioè ha un'efficacia il garantire l'autonomia dei contenuti? C'è dubbio. Io non ho visto nessun imprenditore nella mia storia, voglio dire, che regala le cose, se no non sarebbero imprenditori, quindi sicuramente è una scelta non tanto di marketing, ma proprio di redditività, come dici tu, cioè loro hanno interesse a che l'Economist sia l'Economist come l'abbiamo ricordato in questi anni, l'Economist che rompeva le scatole a Berlusconi in Italia, ricordate le copertine insomma importanti, che ha sempre una visione sul mondo e che evidentemente così dà un ritorno di margini, altrimenti insomma oggi nel mondo globalizzato non credo abbia più il senso che aveva una volta controllare la proprietà dei giornali. Tu fai un sito o fai diciamo, o vai bene sui social e sei molto bravo sui social e tu puoi far fallire un'azienda. Cioè tu scopri delle cose con il tuo contenitore, scopri delle cose terribili su Goldman Sachs oppure qualche altro gruppo internazionale e tu lo fai fallire. Quindi l'open, diciamo, lo spazio aperto che c'è ormai nel mondo dell'informazione grazie alle tecnologie rende tutti più vulnerabili, tutti più potenti, cioè i più bravi sono anche più capaci, possono davvero mettere in crisi delle aziende e quindi diciamo, il nostro mestiere secondo me ne acquisisce valore, ovviamente se sei bravo, se sei capace, se hai buone fonti, eccetera. Avete visto i siti economici principali, prevalenti, ecco, sono quelli. Come si può fare il giornalista economico? Il modo più semplice è quello del copia e incolla. Tu prendi il comunicato stampa dell'azienda che dà i dati della semestrale, della trimestrale e lo incolli. Banalmente lo fa il 90% dei colleghi della carta stampata, spesso anche dei siti. Allora questo non è il modo di fare giornalismo in nessun caso, ma in particolare in quello economico. Perché fanno così? Pigrizia, gerarchie ottuse, stanchezza complessiva, ignavia, o anche perché non capiscono, perché i colleghi non sanno distinguere gli elementi fondamentali di un bilancio. Questa è la verità. Quanti giornalisti, quanti di noi talvolta scrivono cose che non capiscono? Capita anche a me, purtroppo, a volte, di scrivere, di riportare delle cose che non comprendo del tutto. Questa è una delle cose che però va assolutamente evitata, in particolare in questo settore del giornalismo. Perché a noi non ce ne frega niente sapere che, al nostro lettore, non gliene frega niente sapere che Luxottica ha la trimestrale col più 18,3% se non gli spieghi perché, da dove arriva questo 18% in più, dove ha venduto occhiali di più, perché in India o nello Sri Lanka. Cioè questo è il lavoro di mediazione che noi dobbiamo fare, comprendere, capire e spiegare. Questo è il tema fondamentale, questo è il valore aggiunto che cancella tutte le nostre preoccupazioni rispetto alla rivoluzione in corso. Perché se tu sei bravo, se tu sei capace di spiegare, la gente seguirà te, ti seguirà su Twitter, su Facebook, su tutte queste cose qua. E quindi diventerai tu un punto di riferimento, in grado di incidere anche nel corso dei prezzi, voglio dire, perché dai informazioni, non perché fai insider ovviamente. Quindi questo è un modo di fare giornalismo che non va mai fatto, che dovrebbe essere proibito e sanzionato. Poi se volete parliamo dell'ordine, ma insomma qui è meglio di no. Allora qual è il modo di fare giornalismo? È quello dell'osservazione sistematica. Io ho preso una slide a caso, si distingue dal semplice guardare dall'osservazione spontanea perché è guidata da uno specifico obiettivo. Io voglio sapere, voglio conoscere cosa c'è dietro quel comunicato stampa.
voglio capire i contenuti veri di quel comunicato stampa, non perché i comunicati stampa siano falsi, ma perché riportano evidentemente un punto di vista molto ufficiale e molto, diciamo, spesso anche superficiale e comunque mediato. Cioè il comunicato stampa è fatto da un collega, per carità, un comunicatore, insomma, che dichiara la propria committenza, quindi molto chiaro, molto trasparente, ma non è il nostro lavoro. Noi dobbiamo prendere quello come prendiamo QDP News, che verifichiamo la notizia se è vera o se non è vera e poi la mettiamo anche sulla tribuna. Di solito è vera. E quindi il comunicato stampa non dobbiamo prenderlo, copia e incolla e riportarlo, dobbiamo cercare di metterci del nostro. E quindi delle procedure particolari, questo lavoro che è un lavoro faticoso, che però l'essenza del nostro lavoro implica delle procedure, dei tempi, dei contesti e necessita dell'utilizzo di alcune tecniche perché appunto non tutti riescono a leggere un po' le informazioni finanziarie. Non accontentarsi, in estrema sintesi è questo, non accontentarsi delle verità apparenti. Poi vedremo anche casi molto concreti, molto vicini a noi di verità apparenti, di comunicati stampa che dichiaravano semplicemente il falso. Ma questo non ce l'ho, voglio dire, con i comunicatori, ripeto, ho un grande rispetto per i comunicatori, soprattutto in un periodo come questo, sono fondamentali. Ma il comunicatore è un professionista dell'informazione che lavora per conto di, io vi ho detto all'inizio, per chi lavoro, qual è il mio datore di lavoro. E quindi esercitare sempre il proprio spirito critico. Queste sono, se vogliamo, delle banalità, però molto spesso chi fa questo lavoro le ha dimenticate perché preso da 1000 situazioni, da mille complicazioni, da 1000 cose da fare nel corso della giornata. Torniamo sempre lì, la notizia. La notizia è il modo di comprenderla e di spiegarla in maniera comprensibile. In una parola è l'etica del giornalista. Qui potremmo andare a parlare tranquillamente della Carta dei Doveri stabilita dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione della Stampa, andatevela a prendere, è un insieme di cose molto belle, molto importanti che andrebbero rilette come andrebbe riletta la Costituzione italiana da tutti i cittadini italiani. È l'unica carta dei doveri diciamo ufficiale, anche se ce ne sono altre, fatte bene devo dire, anche di altri gruppi editoriali, anche il nostro, anche RCS, anche il gruppo Caltagirone, hanno tutte delle carte dei doveri per chi fa questo mestiere. Una molto buona, non mettetevi a ridere, scritta molto bene, è quella della RAI. Se andate nel sito della RAI, cliccate carta dei doveri del giornalista e lì vedete esattamente anche per esempio l'appropriatezza dei regali che tu puoi ricevere. Si parla esattamente del valore modico di regali che tu puoi ricevere a Natale e devi dichiararli, c'è una procedura abbastanza seria, poi non so se venga rispettata oppure no, però questo dovrebbe essere, questo si fa, voglio dire, insomma, questo si fa nel giornalismo anglosassone e andrebbe fatto anche qua. Il nostro è un patto non con l'ufficio stampa dell'azienda, della banca o della quotata, ma è un patto con il lettore. Il nostro cliente è il lettore. Una delle cose che mi diverte di più e che cerco sempre di fare quando ho un attimo, anche stamattina peraltro, quando ho preso il giornale, è vedere chi compra il mio giornale, vederlo in faccia. Oggi per esempio usciva dall'edicola mentre io entravo, un signore che aveva determinate caratteristiche, ma insomma che mi ha fatto immaginare da dove potesse arrivare, che tipo di professione potesse arrivare, l'età la percepivo, eccetera. Questo è un giochino che sembra banale, ma è importante per capire chi legge, perché noi possiamo usare tutti i termini scientifici che vogliamo, ma se poi vediamo che il nostro lettore viene letto, appunto, il nostro giornale, il nostro prodotto viene letto da persone completamente diverse, forse dobbiamo porci anche qualche problema di linguaggio. E questo vale a maggior ragione per i social e per tutto quello che sta succedendo in questo momento. E quindi comprendere per scrivere, non scriviamo cose di cui non comprendiamo il significato e cerchiamo di scrivere per essere compresi, diciamo, ecco, per far comprendere. La notizia, la prima slide di Lord Northcliffe, è sempre la nostra materia prima, la notizia. E il primato del giornalista è quello che arriva per primo a raccontare la notizia. L'incendio alla fabbrica invece che la missione della quotazione in borsa di un'azienda. Quando è su un post di Facebook, su un sito, quella notizia o su un comunicato stampa, quella notizia è già stata lavorata da qualcuno. Siamo arrivati secondi.
La capacità del giornalista è riuscire ad arrivare prima del comunicato stampa. Sappiamo che il Consiglio di amministrazione ha approvato i conti ieri, dobbiamo riuscire a cercare di capire prima, anche un dettaglio, ma cercare di essere i primi a darla. E questo è il vantaggio competitivo che poi indirizza il tenore di quella notizia, fondamentale. Quando arriva il comunicato stampa siamo già secondi. Il comunicato stampa è chi, ovviamente l'importanza dei comunicatori è proprio questa, quella di trasmettere il taglio della notizia che il committente vuole che sia diffusa. Minore è la distanza tra il fatto e il cronista, maggiore è la qualità di quella notizia. Scrivete del Vaticano, chiedete del Papa. Non è banale, questo poi è anche abbastanza raggiungibile, quindi voglio dire, andate sempre a chiedere del presidente della società, dell'amministratore delegato, non abbiate paura. Non sono persone così inavvicinabili come pensiamo o come ci fanno credere molto spesso. Chiedete del Papa se dovete scrivere del Vaticano, davvero, è un consiglio che regalo. Due banalità. Se uno scrive di economia deve capire almeno qualche elemento fondamentale. Uno stato patrimoniale non è un conto economico. Se uno vuole vedere la redditività e margine di un'azienda va a vedersi il conto economico, che è il bilancio dell'esercizio, il bilancio dei costi di gestione, costi e ricavi di gestione. Adesso non so chi di voi, voglio dire, ha fatto studi particolari, però insomma non è la stessa cosa, sono due cose diverse. Anche in una famiglia, in una famiglia nel conto patrimoniale metti la casa, metti la macchina, ma la benzina la metti nel conto economico, la benzina della macchina. La spesa del supermercato la metti nel conto economico. Poi la macchina la puoi ammortizzare in 3, 4, 5 anni, ma insomma poi non entriamo nei tecnicismi. Ma sono due cose diverse, quindi quando vedete anche nei comunicati stampa, che poi pubblicano, soprattutto le quotate, conto economico, vedete ma quanto fattura sta azienda, non andate a vedere lo stato patrimoniale, lì andate a vedere i debiti a medio, a breve, a lungo. Andate a vedere nel conto economico se il conto è utile o perdita di esercizio intatto, quanto paga di interessi di rate passivi, quelle sono le voci importanti. Se ci sono partite straordinarie, quando esce un amministratore delegato, di solito c'è un'uscita straordinaria e la vedete subito, salta agli occhi. Queste cose qua le potete vedere dalle cifre, volendo, e anche leggendovi bene le relazioni del bilancio. I bilanci nelle società di capitali vanno approvati ogni anno entro il 30 aprile, tranne in alcuni casi. Dopo che avete letto il comunicato stampa, per carità, dopo che avete fatto anche il primo articolo perché non avete il tempo, alla sera a casa, capisco che è una cosa un po' assurda ed è un po' da vecchio babbione, andate a leggervi il bilancio, pagina per pagina, lo so, è noioso, sono tante pagine, però lì scoprirete delle robe straordinarie, che magari vi servirà per fare la ripresa il giorno dopo, o per avere un vantaggio competitivo, o per chiedere conferma poi alle vostre fonti dicendo ma è vero quella cosa che ho letto a pagina 252 del bilancio, è vero che avete venduto una tenuta in Patagonia, perché non l'avete scritto nel comunicato? Magari è un'azienda che si serviva di approvvigionamento di materie prime che vengono prodotte in Patagonia. Un'altra cosa secondo me da capire è che l'economia e la politica economica non riguarda solo le imprese, la finanza, le aziende quotate in borsa, ma lo Stato. Lo Stato italiano è molto importante da un punto di vista economico e non solo per le imprese, per la storia delle imprese partecipate, ma anche perché lo Stato italiano ha un problema un po' più grave degli altri, ha un debito pubblico molto grande. Ma quant'è questo debito pubblico? Allora, lo Stato è regolatore da un lato e protagonista dall'altro. Nella storia d'Italia anche alcune banche erano, una volta si chiamavano banche irizzate, ma c'erano 3 banche di interesse nazionale, le chiamavano così, che erano di proprietà dello Stato. Ora non più, sono privatizzate, sono quotate, hanno cambiato 1000 volte denominazione in seguito di aggregazioni in incorporazioni. Però lo Stato è non solo regolatore, chi dice troppo poco adesso, ma è anche protagonista. La Finmeccanica, l'ENI, l'IRI non esiste più, un tempo le poste, le ferrovie dello Stato, la Telecom erano statali, erano partecipate dal pubblico. Rispetto a questo poi vi dico una cosa sull'ENI prima di salutarvi. E poi ci sono le imprese private, quindi da un lato lo Stato che determina la politica economica, anche attraverso questo ruolo da protagonista, e dall'altro lo Stato che appunto che partecipa alla vita economica e alla produzione e contribuisce al prodotto interno lordo. Le imprese private contribuiscono al PIL, danno occupazione, pagano le imposte e hanno anche una
responsabilità nei confronti del territorio. Questa iniziativa probabilmente non si sarebbe potuta svolgere senza anche l'appoggio e il sostegno di alcune imprese che hanno deciso magari di sostenere questo Soligo in Rete, che è questo festival molto bello che si tiene in questi giorni. Vi dicevo, perché lo Stato è importante, da un punto di vista economico è importante avere qualche elemento di politica economica, perché noi siamo la terza economia mondiale per valori assoluti di debito pubblico. Qui c'è sul sito del governo, hanno messo un contatore, non so se Renzi o Letta lo aveva messo, non so. Se lo aprite corre, è una roba, questo è di 2 giorni fa quando ho fatto queste slide qua, che cifra è? Sono 2.300 miliardi di euro. 136% sul PIL, Sì. massimo storico. Ma dopo Giappone e Stati Uniti mi pare, è il terzo debito mondiale. Allora 2.300 miliardi di euro, 2.300, sono una enormità, ma sono davvero un'enormità. Questo debito condiziona tutta la nostra vita, condiziona il prezzo del latte che noi compriamo tutte le mattine in supermercato. Senza questo debito noi saremo una delle economie più fiorenti del mondo, purtroppo non lo siamo più per 1000 problemi, ma senza questo fardello saremmo un paese straordinariamente dinamico e capace di dare occupazione, di inventare cose nuove, di avere un sistema efficiente, eccetera, eccetera. Il bilancio dello Stato, non so chi di voi abbia mai sfrucugliato nei siti o preso le relazioni che a volte ci sono in Parlamento quando lo approvano, è un bilancio che è di circa 800 miliardi di euro. Poi già pensate, 2.000 miliardi di debito, 800 di giro d'affari, volendo banalizzare. Azienda default, cioè già fallita un'azienda così, cioè qualunque famiglia, voglio dire, qualunque impresa avrebbe già i libri in tribunale, avrebbe già fatto concordato e se non fallimento. Allora, la situazione è questa. Il debito pubblico ci costa ogni anno 200 miliardi di rimborso prestiti, 200 miliardi su 800, e 100 miliardi di interessi, e che i tassi sono bassi, un po' meno di 100 miliardi in realtà sono adesso. Provate a pensare, se noi, si scherzava qualche giorno fa con dei colleghi, adesso dico una castroneria, ma se noi vendessimo, ieri è andato all'asta un famoso quadro di Modigliani, no, a New York, e l'hanno venduto a alcuni, mi pare 150 milioni di dollari. Se noi vendessimo 10 quadri straordinari che abbiamo nei nostri musei, dimezzeremo probabilmente il nostro debito. Dimezzando il nostro debito, noi pagheremo metà interessi. Avremo 50 miliardi di euro all'anno che si libererebbero. Provate a pensare. Allora, il fardello, che si dico una castroneria perché ovviamente non è possibile, ma insomma, questo significa che questo tema del debito, purtroppo noi ce lo stiamo portando dietro da quando eravamo giovani noi, ma ve lo porterete dietro anche voi che siete più giovani di noi in gran parte, e quindi è purtroppo uno degli elementi fondamentali. Ed è importante capire perché adesso i comuni sono alla canna del gas, perché hanno cercato di abolire le province, perché c'è tutta questa, diciamo, questa rivoluzione anche rispetto al decentramento e all'accentramento dei poteri tra Stato e Regioni. In tutto questo c'è poi una grande diciamo, e inutile secondo me discussione sui costi della politica, che è vero che è indegna sotto molti punti di vista, ma guardate che i costi della politica sono non arrivano al miliardo di euro complessivamente, mettendo insieme tutto. E quindi noi andiamo a incidere lì sullo stipendio dei parlamentari, giustissimo, dei consigli regionali, però guardate che lì non spostiamo il problema. Il problema è avere 2.000 miliardi da restituire alle grandi banche internazionali, agli altri stati sovrani, eccetera, eccetera. La previdenza copre gran parte di questo bilancio, come vedete, perché? Perché abbiamo un numero di pensionati che ormai è quasi quello dei lavoratori attivi. Il rapporto è ancora positivo a favore dei lavoratori attivi, sono 23 milioni in Italia, il numero di pensionati sono 16 milioni, ma il numero di assegni di pensione è superiore, siamo quasi a 21 milioni, quindi tra poco supereremo, ci saranno più assegni di pensione che stipendi, che cedolini di stipendi e partite IVA. Dati, macro dati che ci servono per capire dove stiamo vivendo e cosa stiamo facendo. Qui sono dati un po' ripetuti. Pubblico impiego, noi abbiamo un pubblico impiego senza entrare nel merito e nei giudizi, ma che è ancora molto pesante rispetto agli altri stati. Adesso è sceso perché era quasi 4 milioni una ventina d'anni fa, adesso sono 3,2 milioni di lavoratori attivi nella pubblica amministrazione.
quando dico pubblica amministrazione dico ospedali, dico polizie, carabinieri, dico insomma scuola, dico molti settori insomma, fondamentali, ma insomma erano 4 milioni, adesso in gran parte sono stati pensionati, ma insomma sono ancora un numero molto molto importante. Un'altra cosa importante da capire per chiunque si occupa di questi temi è che oggi il Parlamento, diciamo, di Roma, i due parlamenti, adesso fino a che non entra in vigore la riforma, hanno una competenza ormai residuale. Cioè oggi l'80% delle leggi e delle normative passano attraverso l'Unione Europea, quindi il Parlamento Europeo e la Commissione, che sono a Bruxelles, la Commissione, il Parlamento ha sede a Strasburgo, anche se si riunisce più spesso a Bruxelles. Questa, io dico, è una visita da fare, soprattutto a Bruxelles, per chiunque faccia questo mestiere. Vi sarà capitato nella vostra professione di andarci più di una volta. Lì capite di che cosa stiamo parlando, cioè lì capite che diciamo, i lobbisti autorizzati, identificati con un cartellino di colore marrone, hanno un ruolo molto importante nella determinazione delle normative. Cambiando una virgola, cambiando un comma di una normativa europea, tu sposti miliardi di euro. La Ferrero, mi raccontavano qualche tempo fa, mi pare che abbia 20 persone a Bruxelles. Ferrero è un gruppo insomma, mondiale, insomma, e quindi non può permettersi di non controllare la formazione delle leggi rispetto ai temi alimentari. E così la Procter & Gamble, la Nestlé, eccetera, parlo solo di quelli alimentari. Gran parte delle leggi quindi sono a Bruxelles, quindi oggi questo non significa purtroppo per fortuna, che un europarlamentare conti più di un parlamentare italiano, ma noi abbiamo una visione ancora distorta, noi pensiamo Roma non conta quasi più niente da un punto di vista politico di livelli decisionali, conta ciò che decidono gli euroburocrati a Bruxelles. Quelle sono le decisioni. Oggi c'è uno scontro sui giornali, per esempio di ieri, ma viene raccontato oggi sui giornali, tra Bruxelles e il ministro dell'economia Padoan sulla bad bank, questo ircocervo che dovrebbero costruire per buttare dentro tutti i debiti, diciamo i crediti deteriorati delle banche. Ed Bruxelles dice non abbiamo ricevuto il piano, Padoan dice ma come, sono 2 anni che stiamo cercando di trovare una formula che vada bene anche a voi. Insomma, questo è un tema che riguarderà e che poi impatterà anche sulla vita di tutti noi, perché voi capite, se noi svuotiamo le nostre banche di gran parte dei debiti malandati, dei crediti malandati che hanno in pancia le nostre banche, le mettiamo tutti dentro in una bad bank, le nostre banche acquisiscono di margini, però questo non significa che Unicredito non mandi a casa 18.000 persone, il piano industriale annunciato ieri dall'amministratore delegato. Sono temi, vedete, che toccano tutti, perché poi chiuderà magari la filiale di Unicredito di Pieve di Soligo, quindi vedete che è tutto concatenato, l'economia davvero tocca la nostra giornata dalla mattina in cui ci svegliamo alla sera in cui andiamo a riposare. E quindi è un tema difficile, però è un tema che più ci si avvicina e più si capiscono le conseguenze per la vita di tutti i giorni. E quindi io dico, sguardo a Bruxelles, lì hanno tra l'altro dei bellissimi report, consultate i siti, gli uffici stampa sono un po' più complicati da contattare perché c'è tutta un'articolazione, però la banca dati dell'Unione Europea è molto molto ricca. Voi trovate anche dei dati rispetto alle regioni italiane, rispetto alle città italiane in termini di inquinamento, di aree verdi, i report spesso che escono sul Sole 24 Ore, gran parte dei dati escono proprio dalle banche dati di Bruxelles. E Venezia di conseguenza conta pochino, diciamo, nel senso che su un bilancio di 8 miliardi e mezzo quasi tutto è destinato alla sanità, su fondi tra l'altro trasferiti dallo Stato, insomma, quindi anche l'importanza della regione è un'importanza relativa oggi, insomma, diciamo, la regione può incidere su alcuni temi, ma ha una scarsissima diciamo, capacità di interazione pratica economica sui territori. Vedete che anche tutte le grandi infrastrutture sono ferme e hanno bisogno comunque di fondi europei. Diciamo, ecco, se uno dovesse oggi guardare, insomma, deve guardare più a Bruxelles che a Roma che a Venezia, insomma, ecco, per capire dove prendono le decisioni. Questa è l'Europa ed è un'Europa delle regioni, vedete, dove i confini nazionali sono sempre meno presenti e sono sempre più importanti i confini delle regioni. Noi viviamo in una delle 10 regioni più industrializzate d'Europa,
assieme al Baden-Württemberg, assieme alla Baviera, assieme alla Lombardia ovviamente, e siamo nella straordinaria situazione che per questo asse, diciamo, che ci attraversa il Veneto, abbiamo 3 corridoi europei inseriti nei 10 corridoi strategici dei prossimi 20 anni. Cioè questo territorio nei prossimi 20 anni, grazie anche al dinamismo imprenditoriale, eccetera, eccetera, avrà uno sviluppo importantissimo. E questo va compreso e va capito, cioè il corridoio, diciamo, Baltico-Adriatico che passa per il nodo di Mestre, il corridoio, l'ex corridoio 5 Mediterraneo che passa lungo la direttrice Barcellona-Kiev, e un terzo corridoio che non mi ricordo più da dove arriva e dove passa, ma passa sempre per la direttrice, diciamo, di Mestre, e qui vicino passerà a Conegliano, il Baltico-Adriatico, porterà una serie di investimenti in banda, in tecnologia, che insomma non possiamo, cioè essere lungo un corridoio europeo è un'opportunità che per esempio le Marche non hanno, faccio per dire, la Puglia nemmeno, e quindi insomma siamo nelle ferie e cerchiamo di cogliere queste opportunità, e dico soprattutto al mondo anche della comunicazione, al mondo della politica, al mondo delle imprese, delle associazioni di categoria. Velocemente, vabbè, il mondo lo conoscete, noi non possiamo più pensare che il Veneto, che Pieve di Soligo, che il quartiere del Piave possano essere esaustivi. Cioè dobbiamo pensare che siamo comunque inseriti in un contesto mondiale. Queste sono le stime di Eurostat sui prodotti interni lordo, vedete sono vecchi, del 2011 in cui c'è gli Stati Uniti prima della Cina, ma nel 2030, ma chi dice qualcuno prima, la Cina supererà gli Stati Uniti in termini di prodotto interno lordo, e secondo saranno gli Stati Uniti, terzo l'India, ma al di là di questi grandi numeri vi invito a guardare la posizione dell'Italia, che se adesso è al 10° posto tra le potenze italiane, una volta quando andavo a scuola io era la 5ª potenza mondiale, adesso siamo già 10º, ma non lo dice più nessuno. Notate questa un po' ipocrisia. Noi siamo nel 2030 precipiteremmo già al 13° posto, ma soprattutto nel 2050 andremo al 15° posto, forse 16°, ma superati dalla Nigeria. La Nigeria sta crescendo a un tasso di prodotto interno lordo del 7-8% all'anno. La Cina quest'anno crescerà al 7% e si sta lamentando perché cresceva al 10% fino all'anno scorso. Ed è uno dei problemi di rallentamento dei prezzi legato ai cambi euro-dollaro, al prezzo del petrolio, eccetera. Ma guardate che il mondo sta cambiando e che l'Italia non è più centrale come una volta. Qualcuno mi fa l'esempio che non l'Italia, ma l'Europa sta per diventare una grande casa di riposo per ricchi. La popolazione anziana, per effetto così dell'invecchiamento della popolazione, sta aumentando a dismisura, porrà dei grossi problemi in termini di sostenibilità del welfare, e nei prossimi, cioè noi bramiamo a una vita dopo questa professione, avremo grossi problemi a mantenere non solo il nostro welfare, ma anche il welfare delle nostre persone, delle nostre famiglie, insomma. Quindi questo è un numero banalissimo, ma è la percentuale della popolazione italiana su quella mondiale. Siamo poco più che un granello di sabbia, quindi quando ci riempiamo la bocca, per carità, bello, Made in Italy, la città, il paese che ha il maggior numero di siti dell'UNESCO, tutto vero, ma guardate che siamo dentro non un quartiere, una binata del mondo, siamo dentro siamo piccoli, e non possiamo pensare che il mondo finisca in provincia di Treviso o in Veneto. Ecco, questo è un invito un po' complessivo. Brevemente vado a concludere perché non vorrei aver superato i tempi, perché poi mi chiamano un po' gli impegni del giornale. Questo è un articolo del luglio 2012 di un importante giornalista, del luglio del 2002, tratto dall'archivio di Repubblica, quindi il mio gruppo, quindi non parlo male di altri. Il latte fa meglio. Non so se riuscite a leggerlo, ma dice: viste le delusioni che ormai da un paio d'anni riservano New Economy e Nasdaq, che è l'indice dei prezzi di borsa di New York, forse conviene davvero guardare con più attenzione alla old economy. E più old è, magari meglio è. Ad esempio, il risparmiatore in cerca di buone occasioni potrebbe spostarsi fino a Parma e dare un'occhiata alla vecchia Parmalat, latte in scatola, yogurt e formaggi. Se nel 2000 l'azienda di Callisto Tanzi aveva messo insieme un po' di meno di 200 milioni di euro di utili netti, nel 2003 dovrebbe arrivare, secondo gli analisti di Rasfina, un soffio dai 300 milioni di utili netti. L'aumento è del 50% secco,
nel giro di appena 3 bilanci, ma non basta. La Parmalat si presenta già oggi come un price earning assolutamente interessante, pari al 10,3, ma da qui al 2003 è destinato a scendere ancora fino a quota 8,7 proprio a causa del fortissimo aumento degli utili. Insomma, il latte a quanto pare rende più o meglio delle chips. E infatti anche gli esperti di Rasfin consigliano buy, comprare, senza esitazioni. 9 luglio 2002, Giuseppe Turani, uno dei più grandi giornalisti economici. 12 mesi dopo, 2003, crack Parmalat. Parmalat scopre, tutto il mondo scopre che non c'era una lira, che non riuscivano a restituire i bond. Allora questo, purtroppo la rete non perdona su questo, mi dispiace per il collega, però è uno degli elementi, cioè accendiamo sempre il seme del dubbio, siamo proprio sicuri che tutto vada bene. Parmalat è stato il più grande crack finanziario della storia del mondo, un buco che ha provocato 14 miliardi di euro, 14 miliardi di euro di buco, soldi che non c'erano, soldi che hanno pagato i lavoratori, le banche, i fornitori, eccetera, anche qui attorno, qualcuno vendeva a Parmalat. 14 miliardi di euro è grosso modo l'ammontare di metà finanziaria, adesso c'è una finanziaria da 30 e poco più miliardi di euro, giornali importanti, giornalisti importanti che pochi mesi prima non avevano avvertito nulla di quello che stava accadendo. E allora, questo è un lavoro di una terza elementare, gli oggetti come i comunicati stampa, come le imprese, come le aziende possono essere opachi, traslucidi o trasparenti. Più un'azienda è trasparente nella comunicazione e più voi state tranquilli che quell'azienda non ha niente da nascondere, che vi dice luci ed ombre. Più un'azienda non mostra i propri conti, non pubblica i loro bilanci, non vi fa entrare in azienda, non vi fa vedere come è messo il magazzino, perché se voi entrate in un magazzino di un'azienda anche qua e vedete che è vuoto, questo è un elemento positivo, nel senso che vuol dire che ha venduto quasi tutti i prodotti. Se invece un magazzino, adesso banalizzo perché poi non è sempre così, è pieno di prodotti da consegnare, qualche dubbio dovete farvelo e andate a controllare il bilancio. Stiamo a rapporti vicini e a situazioni molto, molto prossime e molto vicini. 27 agosto 2014, Veneto Banca approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2014. Guardate questo comunicato stampa. Risultato netto positivo, utile a 8,3 milioni di euro. CET1 sale al 10,46. Prodotto interno lordo più 3,9, raccolta diretta più 6, raccolta indiretta più 3, impieghi più 2, margine di interesse più 8, margine di terminazione più 8, costo del credito più 1, rettifichi di valore, eccetera. Facciamo par condicio la Popolare di Vicenza, 29 agosto 2014, approva inutili, ulteriore importante rafforzamento patrimoniale, in neretto, in grassetto. Forte crescita della base sociale della clientela, solido profilo di liquidità, significativo incremento di proventi di attività bancale tradizionale, utile netto di 22 milioni di euro. Io non commento perché le ferite sono fresche e recenti, però questo non è un modo di comunicare corretto. Si deve dare i numeri senza giudizi. Questa è una semestrale di un'azienda quotata in borsa, qui vicino, ci sono i numeri e non c'è un aggettivo che trovate uno. Non c'è un aggettivo. Quando i comunicati stampa hanno troppi aggettivi, cominciate a dubitare. C'è qualcosa che non va. Questa è la semestrale, per esempio, del gruppo De Longhi, quotato in borsa, che vedete che su un semestre fa 790 ricavi ed è aumentato, cioè non lo dovete dire voi, insomma voglio dire, si vede che è aumentato rispetto ai 700, è aumentato del 12,9, ma non trovate nel comunicato stampa nessun aggettivo che dice aumento significativo. Quando ci sono aggettivi diciamo enfatici, io comincio a dubitare, sempre. Faccio un po' di pubblicità, il nostro giornale ha pubblicato questo martedì un inserto che uscirà tutti i mesi, il secondo martedì di ogni mese. La copertina è sulla ripresa, perché è vero che siamo in crisi, ma è vero che ci sono anche segnali di indicazioni anche molto forti di una ripresa del PIL. Noi siamo fortunati
spesa del PIL ancora modesta, siamo nell'ordine dell'1%, per carità, cioè siamo ancora sotto i livelli del 2007 ante-crisi, però insomma questa zona, questa regione, il nord-est in particolare, sta trainando molto questo percorso grazie a che cosa? Grazie alle straordinarie capacità di questo territorio che ha un'etica, diciamo, un'etica del lavoro, una capacità di sacrificio importanti, ma soprattutto grazie al fatto che siamo molto internazionalizzati, cioè le nostre imprese per fortuna non si sono mai fermate al mercato locale, insomma hanno sempre guardato oltre già da molti anni, insomma, ecco, da alcuni decenni. Questa è la nostra salvezza e questo è il modo con cui dobbiamo un po' guardare al mondo, pensare che siamo orgogliosi di essere radicati in questo territorio, almeno per quanto mi riguarda, ma insomma con uno sguardo aperto al mondo, ecco, insomma a me fanno un po' ridere le idee che guardano al separatismo del Veneto, queste cose qua, ecco, cioè noi siamo una delle regioni più straordinarie d'Europa, che dialoghiamo col mondo e non abbiamo nessuna paura, voglio dire, di confrontarci in inglese, in francese, in tedesco o in cinese. Una critica che faccio sempre, per esempio il sito di Venezia in 4 lingue, io mi chiedo ancora quanto tempo dobbiamo ancora fare, cioè quanto tempo dobbiamo aspettare ancora per avere un sito anche dell'Italia in qualche lingua di paesi emergenti, che insomma se noi guardiamo i siti della Spagna, i siti della Cina, i siti degli Stati Uniti sono in 10, 8, 12 lingue diverse, il nostro è ancora in 4 lingue, insomma alcuni siti turistici sono in 2 lingue, addirittura italiano e inglese. Concludo velocemente e mi scuso ancora perché sono andato veramente oltre. Io penso, per restare alla relazione di Emilio, che noi siamo di fronte a una rivoluzione epocale, però il giornalismo non muore. Il giornalismo è la notizia, è saperla comprendere, saperla spiegare. Il giornalismo è il nostro prodotto, è il nostro cuore del nostro prodotto ed è il cuore della nostra professione. Cambiano gli strumenti. Una volta si scriveva su pietra, poi hanno cominciato a stampare su carta, stampare col torchio a mano, poi hanno inventato il processo industriale di stampa, poi hanno inventato i giornali ci saranno ancora, avranno un mercato diverso evidentemente, ma la notizia e questo mestiere non morirà mai, perché ci sarà sempre qualcuno che deve portare la notizia a qualcun altro. Cambieranno gli strumenti, le piattaforme, noi non dobbiamo aver paura della rivoluzione digitale che è in corso, dobbiamo essere tranquilli e orgogliosi, dobbiamo essere, questo sì, più bravi, come dicevi tu, a capire, a trasmettere, a dare la canna da pesca, no? A dargli il pesce, in maniera da essere collocati in un punto dove il nostro valore aggiunto, la nostra professionalità possono venire fuori senza paura e senza timore di nulla. E questo è il viaggio che ho fatto in questo inserto sulle strade della riscossa, ma non voglio tediarvi, ma è un viaggio anche carino da Verona a Trieste, in cui racconto un po' delle cose che ho visto. Vi lascio con questa: compito di un dottore è guarire i pazienti, compito di un cantante è cantare, l'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede. Anna Politkovskaya la conoscete ed è la giornalista uccisa dagli sicari di Putin qualche anno fa. Grazie. Sì. Tu, Daniele, devi scappare? 10 minuti se c'è qualcuno sì, che... ricordo che Daniele Ferrazza sarà ospite di Soligo in rete anche sabato alle 18 col suo libro che parla sempre di strade, Statale 11. Vabbè, ma parli poi così brutalmente, non è... Tornerai sabato, giusto? Sì. Col tuo libro Statale 11, le strade del nord-est, quindi ripercorri un po', anzi anticipi l'articolo di questi giorni, il servizio di questi giorni. Il nostro ospite domenica sarà anche Maurizio Dianese, cronista, giornalista del Gazzettino di Venezia, e a lui l'altro giorno mi sono permesso di fare una domanda che giro adesso a Daniele e anche ad Emilio, tutto sommato. In questo senso gli ho chiesto, ma anche sto scandalo Mose, oppure abbiamo visto adesso Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Parmalat, perché non si è riusciti a scrivere qualcosa prima del giudice, prima del magistrato di turno, del magistrato? E Dianese mi ha risposto, ma guarda che io, quasi un po' stizzito, mi ha risposto, ma guarda che io li ho sempre scritti certi articoli. Qual è stato il problema? Il problema è che io scrivevo un articolo
e dall'altra parte ne scrivevano 2, 3, 4. E allora la domanda che vi rivolgo è come difenderci, se mai è possibile, dalle, tra virgolette, pressioni. Sì, allora il caso che hai citato è un caso che assolutamente scuola, nel senso che io ti dico che in tutte le cose noi dobbiamo sempre avere questo sguardo critico, ma ci sono giornalisti che hanno questo sguardo critico, sono pochi, è vero, ma ci sono, cercateli. Voi fate, se fate una ricerca su Google vedrete gli articoli di Maurizio Dianese sul Mose, ma vedrete gli articoli anche di Renzo Mazzaro, ma di 10 anni fa. Purtroppo erano isolati, sono isolati, come, non voglio citarmi, ma insomma sulle banche qualcosa qualcosa avevo scritto anch'io e insomma ne ho pagato le conseguenze, ma al di là di questo, voglio dire, io sono orgoglioso di aver un po' svelato alcune cose che non rivelavano i comunicati stampa. E questo è l'essenza di questo mestiere. E quindi dico, seguiamo i giornalisti bravi. Poi è vero, non faranno carriera, saranno sepolti in redazione a fare altre cose, saranno superati da 50 articoli invece osannanti di altri colleghi, non importa, questo è il tema delle gerarchie, appunto, che ancora nei giornali funzionano sono ancora molto stringenti, però io dico, cioè, da un punto di vista economico, scegliete i giornalisti, quelli che vi appaiono più indipendenti, quelli che vi sembra che scrivano in maniera più veritiera e intelligente. Poi, voglio dire, insomma, avete visto che un giornalista importante come Turani, anche lui è incappato in qualche infortunio, però per fortuna lo spazio ancora c'è, e se non c'è nei giornali, guardate che c'è nei siti, nella rete. Voi scegliete gli interlocutori di cui vi ritenete, diciamo, più vicini, o comunque che ritenete più accreditati, perché una delle cose, delle caratteristiche importanti di chi fa questo mestiere è l'autorevolezza. Se tu racconti una balla, prima o dopo viene fuori. E quindi e purtroppo la rete ti inchioda, nel senso che oggi basta un tweet, basta una cosa e quello resterà per sempre, voglio dire, non c'è niente da fare. Sono pochi, è vero, ma questo che cosa possiamo fare noi? Cercare di essere coraggiosi, cercare di rischiare un po', di avere la testa alta, di poterci guardare allo specchio senza vergognarci, di non scendere troppo a compromessi e di dire qualche volta anche qualche no ai nostri direttori. Ho detto no, io questo articolo non lo faccio. No. Questo insomma è una cosa che si usa poco ma si deve usare se vuoi cercare di tenere in qualche maniera un po' la faccia pulita e rispondere con la tua faccia, perché poi al di là del giornale per cui scrivi, tu nel territorio, per gli interlocutori che hai, per la rete che hai, tu sei comunque il tuo nome, il tuo cognome e la tua faccia. E quella è la cosa che passato, poi andati in pensione, eccetera, passati i giornali, cambiati gli strumenti, eccetera, la persona è quella che rimane. Se la persona è una brava persona lo vedi subito, lo capisci subito da quello che dice, da quello che fa, da quello che scrive, insomma non occorre... Io vorrei fare un addendum a quello che ha detto Daniele. Ovviamente lui è un vero giornalista, nel senso che quando, come diceva la frase, tu prendi la notizia che è quella cosa che qualcuno ha nascosto in un cassetto e non vuole che si sappia, la porti fuori, è assolutamente meritevole sotto il profilo professionale e anche sociale, perché assolve una funzione di trasparenza che è insostituibile. Secondo me c'è una distinzione molto sottile che vorrei così sottolineare per richiamare la vostra attenzione tra l'informazione economica e l'informazione finanziaria, o tipicamente l'informazione di borsa, nel senso che è verissimo che il giornalista deve capire, perché soprattutto nel settore economico spesso si leggono articoli fatti da persone che non hanno la minima competenza nella comprensione del fenomeno aziendale, del fenomeno economico. Però vorrei sottolineare come esista anche l'opposto, e c'è un'altra bellissima massima che dice che equivale a un'arma di distruzione di massa il giornalista finanziario che ti spiega cose in cui non c'è niente da spiegare, o che ha compreso cose in cui non c'è niente da comprendere. E questo è soprattutto per quello che riguarda i mercati finanziari e la borsa, il 90% dell'informazione dei grandi media, nel senso che voi aprite le pagine di qualsiasi dei giornali che ha citato lui prima, c'è sempre qualcuno che vi spiega perché ieri la borsa è andata a rialzo, è andata a ribasso,
ma non traccia nessuna relazione funzionale tra l'evento e l'andamento della borsa, perché se lui sa che ieri la borsa è andata a rialzo per una serie di fattori, è facile presupporre anche che domani andrà nella stessa direzione. Questo voglio dire che molte volte il giornalista di borsa, perché questo io ovviamente mi occupo e non sono titolato ovviamente a parlare di informazione economica nel senso in cui ne parlava lui prima, perché lui la vive, la fa, magari così come mi pare di capire anche a rischio della sua salute patrimoniale, mi sembra nel caso Mose, e quindi sostanzialmente è un lavoro professionalmente meritorio. Per quanto riguarda, diciamo, l'informazione di borsa, molte volte il pubblico vuole una risposta chiara e netta. Perché la borsa va a rialzo? In realtà del perché la borsa va a rialzo nessuno ha una chiara idea, nel senso che si possono addurre 10 fattori, ed è falso da parte del giornalista di borsa, che è, diciamo, una sottocategoria, un sottoinsieme del giornalismo economico-finanziario, inventarsi la ragione, cosa che avviene regolarmente sui media, nel senso che la borsa è una questione di probabilità. Io come giornalista di borsa posso testare un pattern ed esprimere delle probabilità, ma non esprimo delle certezze. È falso in generale nel pubblico, come giornalista di borsa, che in borsa esistono delle certezze. E il classico caso è, con cui ho a che fare quotidianamente da 20 anni, tu fai il calcolo del valore di un'azione, no? Zignago Vetro, mutui online, banca profilo, fai il calcolo, discounted cash flow, che è una metodologia, se volete, anche banale, e ti viene un valore da cui tu capisci che rispetto al prezzo di borsa quel titolo è sottoquotato. Quindi tu scrivi sul tuo giornale che quell'azione è sottoquotata, ok? Cioè il valore dell'azione è 10 ma quota 5, quindi c'è un rendimento attaccato del 100%. Bene. Il lettore percepisce che siccome tu gli hai detto che l'azione ha un valore il doppio della quotazione, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nel prossimo anno, l'azione sicuramente raddoppierà. Ma non funziona così il gioco. Io sto vendendo delle probabilità. Io come giornalista di borsa posso dire che probabilisticamente, perché ho testato questo pattern, tipicamente il valore delle azioni, il prezzo tende al valore delle azioni, quando nessuno lo sa, nel senso che in borsa ci sono casi di azioni che sono sottoquotate da 10 anni e continuano ad essere sottoquotate. Quindi, d'accordissimo con quello che ha detto Daniele, ovviamente lui, diciamo, è una categoria molto più nobile di noi mercificatori del trading e dell'investimento di borsa, però della mia categoria vedo che l'inconveniente principale di molta stampa più blasonata sicuramente di quella che faccio io è quella di capire cose in cui non c'è niente da capire e non comunicarlo al lettore, cioè di dirgli Zignago Vetro sì, dovrebbe valere di più, è da 10 anni che dovrebbe valere di più, il mercato si è dimenticato di Zignago Vetro. Dico, buona azione, ma mutui online, ce ne sono tantissime in borsa. Quindi chi vende probabilità deve, come quando comprate le sigarette c'è scritto il fumo uccide, dovrebbe scrivere sotto l'articolo vi sto vendendo probabilità, non vi sto vendendo certezze, perché la borsa e i mercati finanziari sono solo delle probabilità, purtroppo, perché sennò ovviamente nessuno farebbe il giornalista, ma faremmo tutti i trader di borsa e saremmo tutti ricchi. Sì. C'è qualche altra domanda, qualche altro spunto? Nada? Mi tolgo io una curiosità a Daniele. Sì, poi io farei 2 minuti di pausa caffè brevissimi, così permettiamo anche a Daniele di uscire. Ti lascio uscire con questa domanda. Sì. Se mi domandavo, avendo avuto tu un'esperienza importante amministrativa da sindaco, se oggi sia, non dico più utile, ma forse lo dico anche, e più difficile al tempo stesso fare, e comunque più soddisfacente personalmente, fare il sindaco o fare il giornalista come stai facendo? Ma io che domanda. A questa domanda io rispondo come rispondo a tantissime persone che me la fanno, me la stanno facendo in questi anni, e non lo dico, adesso sembra è bello dirlo, voglio dire, è bello ascoltarlo, ma cioè, io ci credo davvero. Io sono veramente la persona più fortunata del mondo, non più straordinaria, perché ho avuto l'opportunità di fare il mestiere che sognavo da bambino. Io ho cominciato a scrivere per la Tribuna, anzi
cominciato a scrivere a 15 anni, i primi articoli avevo 15 anni sulla Tribuna, ma prima facevo i giornaletti sulle Formula 1 che vendevo a mio padre, mio nonno, mia nonna, eccetera, in casa per guadagnare i primi soldini, tanto dal punto di vista sul piano economico. Quindi ho fatto il mestiere che sognavo da bambino e ho fatto il sindaco del mio paese, che è un mestiere assolutamente straordinario, straordinario come quello del giornalista. Quindi io ho avuto veramente la fortuna di fare due cose meravigliose, voglio dire, in vita mia. Se ho avuto più soddisfazioni dall'uno o dall'altro, mi chiedi, oggi fare il sindaco è devastante, perché li vedo i bilanci, io vedo i bilanci del comune dove vivo di 10 anni fa e li vedo oggi, e sono bilanci che sono decimati, cioè il rapporto è di 10-1, cioè altro che federalismo, cioè qua abbiamo veramente, la più grande truffa di questi anni qua è che lo Stato si sta riprendendo tutte le competenze che aveva cercato con il titolo quinto, con un processo iniziato con le Bassanini alla fine degli anni 80, che aveva cercato di decentrare. Qui stiamo vivendo il peggior periodo dal punto di vista del centralismo nazionale delle competenze e soprattutto delle risorse, più delle risorse che delle competenze. Cioè, oggi quindi io non rifarei il sindaco per nessuna ragione al mondo, ma perché non c'è modo di intervenire, non c'è modo di cambiare, non c'è modo di investire neanche nel sociale, neanche nelle politiche legate alla cura della persona. Questo è il dramma. Quindi io a volte insomma, mi ritrovo con i sindaci insomma, che ancora fanno sto mestiere e dico guarda, cioè, proprio non ti invidio proprio perché c'hai veramente una miseria in mano, purtroppo. Quindi sono contento di aver fatto questa esperienza, contento di fare questo mestiere nel modo in cui cerco di farlo io, poi non so se ci riesco o no, ma assolutamente non la rifarei, perché mi ha dato certamente una visione che è quella che ho cercato di trasmettervi stamattina, cioè fare un'esperienza amministrativa di quel livello, di quell'intensità, chiaramente ti apre il mondo di rapporti, ti apre la testa, ti fa vedere appunto che non c'è solo una cosa che mi ha colpito molto del mestiere, fra virgolette, di sindaco, è che tu vedi veramente la vita delle persone dalla nascita alla morte. Nel giornale noi non vediamo questa cosa qua, noi vediamo una piccola fessura, quando c'è l'incidente stradale, quando muoiono, quando vengono arrestati, quando combinano qualche casino, cioè noi vediamo veramente una fettina quando si suicidano. Io ho visto il dramma dei suicidi da dentro, dalle famiglie dentro, perché dovevo esserne vicino, ed è un'esperienza che io davvero consiglierei a chiunque faccia questo mestiere, soprattutto chi fa la cronaca nera, perché vedi l'altro lato. Vedi come la notizia può schiacciarti, può ucciderti, come un titolo di giornale può devastare una serenità familiare, insomma, è davvero drammatico. Io credo, voglio dire, di cercare di trasmettere questo senso di misura anche questi giorni. Io sto facendo una battaglia perché stiamo nei giornali locali, stiamo un po' tutti quanti in maniera ansiogena amplificando dei fenomeni legati a furti in casa, aggressioni, c'è una percezione su cui Facebook sta secondo me dilagando in maniera devastante, c'è una percezione di insicurezza sui nostri territori che non ha veramente, cioè non ha, a mio parere non ha una veridicità, cioè i dati sui delitti e sui furti, i reati contro il patrimonio sono in diminuzione, stanno diminuendo, però i social, la percezione, il fatto che a Roma ci sia un governo cattivo, eccetera, eccetera, porta noi giornali ad amplificare tutti gli episodi. Poi la concorrenza fa il resto, perché poi se la notizia ce l'abbiamo noi, non c'è la Gazzettina, la spariamo di più, viceversa. Cioè, su questi temi qua, secondo me, davvero l'ordine dei giornalisti dovrebbe farci riflettere di più, ma per cercare di fare meglio il nostro lavoro, per cercare di trasmettere anche ogni tanto qualche bella notizia, non solo l'angoscia e la paura e il terrore che sembra pervadere questi territori qua, che sono insomma alla fine tra i più sicuri d'Italia, per fortuna. Insomma, ecco. Giorgio Malavasi, ricordo redattore di Gente Veneta, settimanale cattolico del Patriarcato di Venezia. Penso che sappiate un po' tutti la crisi che in particolare ha colpito i settimanali cattolici. Nei mesi scorsi ci sono state le prese di posizioni abbastanza forti da parte della FISH, che è la Federazione Italiana Settimanali Cattolici, presieduta da Francesco Zanotti, proprio per la contrazione dei contributi all'editoria, alla piccola editoria che fa parte di quel progetto, diciamo, di spending review
nel quale, forse anche impropriamente secondo me, questa parte dell'editoria è stata accostata ai giornali di partito, giusto? Ecco. E quindi Giorgio ci spiegherà un po', ci condurrà all'interno di questo, cercherà di spiegarci un po' questa crisi che stanno vivendo, che poi ovviamente è anche la crisi dell'informazione cartacea e in particolare, in generale, di un'informazione di nicchia come quella cattolica. Grazie davvero a tutti, chi ha organizzato questo incontro. Dunque, Emilio e Daniele, penso in qualche modo abbiano già detto tutto, però io aggiungo solamente, riempio un po' i piccoli vuoti che sono rimasti, perché hanno detto due cose fondamentali che esauriscono anche quello che poi nel dettaglio potrei dire io a proposito del mio piccolo angolo di visuale, che è appunto quello di un settimanale diocesano. Hanno detto due cose fondamentali, mi pare, perché Daniele ricordava il valore ineliminabile della notizia, ma direi della qualità di ciò che si dice. Senza qualità di ciò che si dice, che vuol dire attendibilità, credibilità, affidabilità, veridicità, senza questo non esiste giornalismo. Anzi, rischiamo di dimenticarci a volte di questo, e se ci dimentichiamo di questo perché corriamo dietro a obiettivi di quantità anziché di qualità o ad altri obiettivi, è molto probabile che ci pestiamo i piedi da soli, perché anche nel cambio epocale degli strumenti di comunicazione, giornalismo è essenzialmente sinonimo di qualità, e solo se c'è qualità, se c'è notizia, se c'è tutto quello che ha detto Daniele, e se c'è soprattutto non solo la passione, altrettanto essenziale, ma appunto la sostanza di qualità, veniamo asfaltati da strumenti che stanno emergendo in maniera prepotente e che non porteranno bene non solo a noi, ma in generale alla comunicazione. La cosa che ha detto Emilio Tomasini invece è altrettanto fondamentale, un po' il secondo polmone di quello che si può dire che oggi è utilmente da tenere presente e da ruminare, direi, un po' tutti noi colleghi della comunicazione, intanto per sopravvivere e in secondo luogo magari possibilmente anche per vincere, non solo per giocare e partecipare, è che la rivoluzione per tanto tempo annunciata è cominciata. A me ha colpito molto stavo quasi per dire la testimonianza che hai fatto oggi personale del magazine che Emilio dirige e guida, in generale di uno strumento del genere, perché dice appunto come il passaggio al digitale, alla comunicazione digitale, anche in Italia, dopo essere stato appunto annunciato come prossimo, ma mai praticato effettivamente, sia iniziato con successo, con sostenibilità economica e non solo, e quindi credo che sia il momento di accelerare in questa direzione. Io volevo prenderla un po' larga però, e in realtà mi ero preparato per qualche numeretto, perché credo che i numeri siano sempre utili, per quanto non sempre siano delle verità, ma spesso, anzi sempre, vadano letti, interpretati. Ma insomma, partire da numeri che sono dei dati di fatto è utile. Quindi la prendo larga, visto che il tema che mi era stato affidato è certamente quello di ragionare di come va quella nicchia che è l'informazione ispirata, diciamo così, ai fatti di Chiesa non ai fatti di Chiesa, alla chiave di lettura che è il Vangelo. Ecco, questo è il senso del settimanale diocesano. Ma la prendo larga, dico, perché vorrei partire dal come la crisi economica abbia avuto riflessi nella crisi dei quotidiani, degli strumenti di comunicazione usuali, consueti, convenzionali o anche innovativi.
I dati eclatanti, perdonate la malinconia e oltretutto li conoscerete già, ma insomma li ricapitolo velocemente. Nel 2000 in Italia si vendevano 6 milioni e 100.000 quotidiani, copie di quotidiano ogni giorno. Secondo la FIEG nel 2015 siamo a 3,2 milioni, dimezzati in un quindicennio. Peggio va per i settimanali, erano 15 milioni di copie ogni settimana, adesso sono 8 milioni e mezzo. Perché dico peggio? No, va un po' meglio. Sono i mensili per cui va peggio, sono più che dimezzati. Erano 15 milioni parimenti nel 2000, secondo i dati FIEG, adesso sono 6 milioni e mezzo. Se poi si cita qualche nome altisonante, le cose vanno altrettanto maluccio, per non dire tragicamente, perché è evidente che poi i riflessi, questi numeri generali si proiettano sulle situazioni, sui casi singoli. Quindi il Corriere della Sera, che in qualche momento credo che abbia anche gridato al 1 milione di copie vendute in un giorno, adesso mestamente ripiega su 343.000, questo era un dato di un paio di mesi fa, al giorno, comprese le copie singole digitali, carta più digitale. Repubblica 308.000 ed entrambi i quotidiani, i due principali quotidiani italiani, nel 2005, dati FIEG ADS, cioè gli accertamenti diffusione stampa, nel 2005, 10 anni fa, erano rispettivamente il Corriere a 646.000 copie vendute al giorno e Repubblica a 602.000. Oggi sono dimezzati, tagliati di metà. Per stare dalle nostre parti, il Gazzettino era a 98.000 copie al giorno nel 2005, oggi è a 58.000. Per dire l'unico barlume di dato con il segno, se non più, almeno uguale, ma in realtà anche con un segno più, è il Sole 24 Ore, che 10 anni fa vendeva 320.000 copie al giorno e adesso arriva a 335.000. I dati ADS usciti ieri su Prima Comunicazione dicono che il Sole 24 Ore è a 700 copie al giorno dal Corriere della Sera, quindi siamo vicini al sorpasso. Il che tra l'altro qualcosa vuol dire sia in ordine a alle scelte di strumento fatte dal Sole 24 Ore in questi anni, sia alle scelte di modello di comunicazione, quindi anche di contenuto, fatte da entrambi i quotidiani in questo decennio. Per dire il dato veneto, sempre nel 2005, ogni giorno andavamo in edicola, 10 anni fa, e compravamo 292.000 copie fra i vari quotidiani diffusi e venduti in Veneto. Nel marzo 2015 siamo passati da 292.000 a 199.000. L'unico quotidiano, secondo i dati ADS, in controtendenza, non c'è Daniele che ne sarebbe parzialmente contento perché non è della Tribuna che vado parlando ma di un altro quotidiano del gruppo Finegile, è la Nuova Venezia. Probabilmente per via del panino, non so se voi non siete veneziani, penso, c'è qualche veneziano qua? No. Comunque, insomma, probabilmente saprete ad ogni modo che da 2 anni Nuova Venezia è venduta in panino con Repubblica allo stesso prezzo. Quindi compri 2, paghi 2, paghi 1 e porti a casa 2. E quindi probabilmente questo è uno dei l'esito, e anche il fatto che questi numeri, che sarebbero in parte stati anche di Repubblica, rifluiscono tutti sulla Nuova Venezia, producendo un dato positivo. Nuova Venezia e Sole 24 Ore sono delle mosche bianche se si contano, se si valutano i numeri da questo punto di vista. Secondo Audipress, e poi chiudo con questi numeri così melanconici, all'inizio dell'anno scorso 19,3 milioni di italiani prendevano in mano una volta al giorno un giornale, a casa, al bar, dalla parrucchiera, almeno per sfogliarlo e aprirlo.
In un anno si sarebbero ridotti, dopo questi dati ovviamente andrebbe capito come vengono calcolati, misurati, verificati, si sono ridotti da 19,3 milioni a 19 milioni, il che dice anche un'altra delle cose che vorrei accennare, e cioè che c'è una disaffezione, qui stiamo parlando ancora essenzialmente di carta stampata, c'è una disaffezione progressiva, evidente, crescente, montante, rispetto a quello strumento che è stato l'unico strumento per tanto tempo, ma che oggi sta tramontando. Detto en passant, perché noi parliamo da giornalisti e quindi contiamo le copie dei quotidiani, le perdute o cose del genere, però c'è tutto un mondo dietro a noi che sta vivendo lo stesso crepuscolo e le stesse fatiche, gli stessi drammi, non solo di numeri, ma poi drammi personali, perché quando i numeri si riducono i fatturati, si tagliano i posti di lavoro, si tagliano le aziende e dietro ci sono persone, famiglie, ed è evidente questo. Le tipografie nel 1995 in Italia, le società stampatrici, permettevano di lavorare, di portare a casa uno stipendio a 10.000 persone in Italia. Oggi i dipendenti di società stampatrici che lavorano nella stampa di giornali si sono ridotti a 4.100, più che dimezzati in 20 anni. Le edicole, che erano 30.000 sparse per l'Italia nel 2000, sono oggi 18.000 e se guardate tendenzialmente sono tristanzuole, se possono vendono anche caramelle, cartoline, souvenir, chincaglierie varie per arrotondare i ricavi che sono sempre più magri. Allora, questo per dire, e dopo vengo a stringere un po' sul tema specifico, però per dire che se la domanda è che rapporto c'è fra la crisi economica e la crisi dei quotidiani, a me viene da dire che non ce n'è neanche uno, o molto poco. Nel senso che, adesso invado un campo che non è mio, ma prendo anche qualche altro numero per supportare questa affermazione. Il PIL italiano dal 2000 a oggi, con in mezzo la crisi terribile che abbiamo vissuto e ancora stiamo vivendo, è pur sempre cresciuto del 4-5%, quello che la Cina fa in 7-8 mesi. Noi l'abbiamo fatto in 15 anni, però è cresciuto. Eppure dal 2000 ad oggi le vendite di copie di giornali sono calate del 50%. Quindi non è la perdita di ricchezza o di potere di acquisto anche dei singoli, delle famiglie, ad aver determinato il tracollo delle vendite dei giornali, almeno di quelli su carta. Molto probabilmente è una crisi di altro tipo. E d'altro canto anche in Veneto, badavo un altro dato che dipinge un po', permette di cercare di interpretare questi fatti. Prima della crisi in Veneto la disoccupazione, che è una delle regioni con la minore, la più bassa disoccupazione, i disoccupati erano 57.000 mi pare nel 2007. Con la crisi sono aumentati più che raddoppiati, sono diventati più di 120.000. Adesso fortunatamente mi pare i dati della CGA diffusi qualche giorno fa sul Veneto dicono che sono scesi i disoccupati in Veneto a meno di 100.000 e questo è un dato bello, importante, significativo. Ciò nonostante appunto nello stesso periodo le copie su carta, perlomeno le copie su carta di quotidiani si sono ridotte del 50% vendute. Quindi non è una crisi di denaro disponibile per comprare, per spendere 1,30 € ogni mattina all'edicola, ma c'è dell'altro dietro. E quell'altro che c'è dietro e che adesso appunto mi pare sia scoppiato, tant'è che la rivoluzione appunto da annunciata è diventata effettiva e dirompente, è quello del fatto che finalmente, io dico finalmente perché secondo me è un vantaggio ed è una rivoluzione anche culturale, non è solo tecnologica, è che finalmente il passaggio, la migrazione al digitale sta avvenendo in maniera importante.
perché è vero quello che diceva Daniele, che non è passata la voglia di informarsi e non è passata la quantità di tempo che le persone dedicano a sapere ciò che accade, perché questo è connaturato, mi pare, all'uomo, è il narrarsi, è l'esigenza, il bisogno di narrazione, di narrarsi e di sentire le narrazioni altrui, che sono parte fondamentale, basilare, insomma, dell'esperienza e della vita quotidiana di ciascuno. E questa esigenza di comunicazione, di narrazione, di essere narrati, di sentire le narrazioni altrui, l'abbiamo sempre tradotto in forma collettiva in strumenti che sono i quotidiani fondamentalmente, oppure media dell'etere, radio e televisione, ma l'esigenza resta insopprimibile, se non addirittura crescente. Allora, tornando invece alla rivoluzione tecnologica e poi convergendo al mio angolo di visuale, l'esempio autobiografico che ha fatto Tomasini di uno strumento che nel giro di 2 anni, hai detto dalla nascita? 3 anni. È arrivato ad avere numeri significativi di utenti, ma anche di dati economici, è una delle scintille di un fuoco che altrove è già ben acceso. Disgraziatamente, dal mio punto di vista, mi spiace un po' dirlo, insomma, tocca fare la citazione degli Stati Uniti e noi veniamo, tanto per cambiare, un poco a rimorchio di ciò che accade negli Stati Uniti, dove il rapporto sui new media nel 2014, quindi l'anno scorso, diceva che nei 5 anni, 2010-2014, le 468 redazioni giornalistiche del web, grandi e piccole, che esistono negli Stati Uniti, hanno creato 5.000 posti di lavoro per giornalisti e per creatori di contenuti editoriali. E addirittura ci sono redazioni di giornali online, solamente online, che hanno superato le 100 persone, tra giornalisti appunto e curatori di contenuti del web, hanno superato le 100 unità in una sola testata. E sono comunque gli unici strumenti che hanno accresciuto la quantità di personale, di persone occupate in maniera molto sensibile. Mentre, tanto per ribadire quanto tristi le cose siano negli strumenti tradizionali che ancora non hanno fatto l'accelerazione della migrazione al digitale, negli Stati Uniti nel 2003, 12 anni fa, esistevano 54.000 giornalisti professionisti occupati stabilmente nei mezzi di comunicazione, nei quotidiani. Nel 2013, 10 anni dopo, erano scesi a 38.000. Da 54.000 a 38.000. Peggio è andata ai periodici. 10 anni fa, dato 2005, sempre negli States, erano 140.000. In 10 anni il taglio è stato del 26%. E tra l'altro i 5.000 nuovi posti di lavoro creati nell'online sono quasi tutti migranti dalla carta e dagli strumenti convenzionali e tradizionali. In Italia, oltre a Tomasini, verrebbe da dire che c'è solo il caso del Sole 24 Ore. Si parva licet comparare magnis. Ecco, lui tra l'altro deve essere la 10ª volta che fa citazioni in latino, quindi il bello è questo, che unisce... Hai fatto il classico? Sì, beh. E dopo cosa hai fatto? Economia e commercio. Comunque è un mix interessante, secondo me non del tutto casuale, di unione di cose antiche a cose ipernuove. E secondo me ha a che fare anche con quel che si diceva prima, che comunque il giornalismo non può che passare per la qualità dell'informazione. Quindi la nostra storia, adesso l'abbiamo detto con una battuta, ma insomma non è da buttare via assolutamente nell'era del digitale, anzi ci sono fondamenti e fondamentali che valgono al di là di questo.
Il mio piccolo angolo di visuale è quello appunto dei settimanali diocesani. Dimenticavo di dire che, a differenza invece in questo caso, a differenza netta di Tomasini e di Daniele, io non sono nato per niente giornalista, perché a 13 anni pensavo di fare qualsiasi altra cosa tranne giornalista, avevo in antipatia abbastanza alla categoria, mi sembrava che fosse un mestiere non particolarmente gradevole, e fino ai 26 anni pensavo di fare ben altro. Poi mi hanno trascinato in una redazione casualmente, per ragioni più di cuore che non di professione. Ho scoperto invece una professione che è altamente appassionante, che oggi non cambierei per qualsiasi altro tipo di mestiere, che ha un contenuto anche etico, mi pare, molto forte, che ha molto a che fare con la qualità di cui parlava Daniele. E quindi insomma sono un precipitato nel mondo del giornalismo, e in questo mondo del giornalismo specifico e di nicchia, che è quello dei settimanali diocesani, che sono una nicchia perché se ne sente tendenzialmente poco parlare, perché siamo polverizzati, frammentati quanto mai in giro per l'Italia. Ci sono in Italia 190 settimanali diocesani, un'enormità verrebbe da dire, addirittura più delle diocesi italiane, perché alcune diocesi, particolarmente quelle grandi tipo Milano, hanno più settimanali diocesani. Sono strumenti appunto nati per lo più ormai da molto tempo. Il mio ha più di 150 anni, altri hanno storie più brevi, più recenti, però insomma hanno generalmente molti decenni alle spalle. Non è neppure che sia una forma, quella del settimanale diocesano, un formato che è un contenitore che almeno come idea sia al tramonto, se è vero che da 190 di qui a qualche mese diventeremo 192, perché stanno per nascere i settimanali della diocesi di Capua e di quella di Locri. In Italia sono diffusi in totale 860.000 copie ogni settimana, il che vuol dire anche quanto piccole siano le tirature di ogni testata, perché se dividete per le 190 testate avete un'idea ben precisa, e semmai i punti di forza sono in alcune zone, in alcune fasce, in alcune regioni, segnatamente Piemonte e Veneto, per tradizione, il Veneto bianco probabilmente, che si è sempre anche servito dello strumento di comunicazione in maniera anche abbastanza previdente e preveggente, e il Piemonte per ragioni invece un po' diverse. In Piemonte i settimanali diocesani sono stati strumenti di informazione che hanno fatto supplenza di quotidiani che, a parte la Stampa di Torino, in quella regione sono stati piuttosto deficitari e carenti tradizionalmente. Crisi è vero, Glauco, anche se va un po' detto che ci sono, che va un po' differenziata, va un po' dettagliata la ragione della crisi. I settimanali diocesani 15 anni fa diffondevano 1 milione di copie in Italia, oggi 860.000. Non è stato un tracollo, è stata un'emorragia lieve, continua, significativa, importante, per il momento non ancora traumatica. Crisi è perché queste piccole testate, voi pensate che molte sono fatte soprattutto al centro-sud, dove appunto le realtà sono più piccole, sono più esili. Queste testate sono fatte di pochi giornalisti, a volte addirittura, lo dico anche con un po' di rammarico, di persone che con molta generosità ma con poca professionalità e competenza si mettono a fare di tutto un po'. Ecco, queste piccole testate hanno sofferto in questi ultimi 2 o 3 anni di quello che diceva Glauco all'inizio, e cioè della decisione statale di tagliare in maniera drastica i contributi all'editoria. Contributi all'editoria che sono un capitolo di spesa pubblica che è stato significativo, importante, che in un calderone ha messo giornali di varia tipologia e obiettivi, dai quotidiani politici agli strumenti no profit, come fondamentalmente siamo noi, che tendenzialmente tendiamo a galleggiare. Il conto economico difficilmente nostro si chiude con il
verde, giusto, il colore giusto per Nero. il nero, ecco. Il rosso invece è imperante, anche in anni... Tu pensa se con 800.000 copie distribuite faceste una concessionaria di pubblicità e andreste a vendere la pubblicità su 800.000 copie distribuite? Diventerete più grossi del Corriere della Sera? Sai che l'abbiamo appena fatto? Potreste comprare una piscina per qualche cardinale con una spa. Penso che la prima cosa che faremo sarà questa. L'abbiamo appena fatto e non pensavo a questa cosa qui. L'abbiamo fatto La piscina per i cardinali? Sì. No. L'abbiamo fatto noi di Venezia, cioè una cosa che mancava era una concessionaria che a livello nazionale mettesse insieme le 190 testate. Non è così semplice, perché poi vuol dire che sul Corriere vendi un contratto, vendi uno spazio alla Fiat e sei a posto. Qui lo devi poi diffondere in 190 redazioni, 190 grafici e non sempre e non sempre è facile questa cosa, però è assolutamente vero ed è una delle cose che sono state pensate come opportunità in questo tempo di crisi. Ma per chiudere quella cosa che stavo accennando, poi stringo ulteriormente perché mi pare siamo a fine anche della mattinata, il governo ha deciso di tagliare il contributo all'Avanti, credo che sia una cosa sacrosanta. Ha tagliato disgraziatamente dell'80%, 85% anche il contributo ai settimanali diocesani, che era quel po' di soldini che permetteva a noi di galleggiare. Quindi bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. E qualcosa di nuovo va assolutamente nella direzione di quello che ha già esperito con successo Tomasini, e cioè salvaguardando chi ancora gradisce ed è appassionato e affezionato alla carta e a sfogliare questo strumento foglio per foglio, però la migrazione al digitale è assolutamente oggi il passaggio sine qua non per il quale dobbiamo passare. Vi dico solamente un paio di cose che noi, adesso qui appunto è un piccolo spot riservato a Gente Veneta che abbiamo avviato, a parte il tentativo appunto di vendere pubblicità a livello nazionale, ma questo riguarda la pubblicità, invece dal punto di vista dei contenuti. Chi di voi conosce Periscope, sa cosa sia? Mica tanti. Uno. Per i giovani. E allora, altri vecchi babbioni come me, te infatti io adesso faccio il furbo, ma l'ho saputo un mese fa che cos'era. Da tuo figlio. Ecco, no, non da mio figlio, però il capitolo dei figli è un capitolo interessante, probabilmente è il libro di testo più utile che anche noi vecchi babbioni appunto abbiamo a disposizione ogni giorno in casa. Dicevo prima a Emilio che avendo a disposizione ogni sera, almeno a cena, 2 figli di 14-17 anni, scopro che ahimè penso non abbiano mai sfogliato né un quotidiano e neppure il mio settimanale, però sono informati sui fatti del giorno e anche sulle notizie del mio settimanale tramite smartphone. Questo vuol dire che è la prova provata domestica, direi, del fatto che il passaggio al digitale, almeno per garantire la comunicazione alle generazioni che stanno crescendo, è assolutamente da mettere in campo noi che abbiamo passato gli ANTA, perché i più giovani vogliono assolutamente solo questo. Periscope ad ogni modo è un'app di Twitter che c'è dentro a Twitter, serve per trasmettere in diretta dei video. YouTube è vero che è quella cosa strepitosa che diceva Tomasini un attimo fa, però trasmette video differiti, registrati. Sì, però io video in tempo reale non te li trasmetto, questo lo dico già. Video in diretta, in streaming non te li trasmetto, cioè te lo invece dico fin devi da farlo, subito. aggiungeresti. Allora, in realtà esiste da molto poco ed è un'app creata da una startup che è stata immediatamente acquisita da Twitter, non appena Twitter se n'è accorto, per far sì di poterla comprare prima che costasse troppo, cogliendone delle potenzialità. La potenzialità appunto è quella di poter trasmettere immediatamente, in diretta, insomma, in tempo reale dei video. A cosa serve?
È un settore tutto da inventare, e c'è anche da inventarsi, da pensare bene a quali sono le conseguenze anche di tipo legale, che non sono, e legate alla privacy, che non sono del tutto secondarie. Per esempio provate a pensare se con uno smartphone andate allo stadio a Torino, poniamo, a vedere una partita della Juve e la trasmettete in diretta, eppure è un evento che è coperto da diritti televisivi e... Vabbè, in questo momento noi l'abbiamo applicata a Gente Veneta da 2 settimane in qua per fare almeno una volta a settimana, tanto per principiare, una videocartolina, diciamo, una video anteprima del settimanale, in diretta, via Twitter, poi rilanciato sugli altri social, quindi condiviso su Facebook e in generale rilanciato. La cosa, anche se ha numeri molto piccoli e modesti, di cui mi vergogno, per cui non ve li dico, è però crescente come interesse e secondo me esponenzialmente crescente e dà anche delle possibilità di crescita. Perché non fare il TG quotidiano? Perché non trasmettere in diretta degli eventi? Non c'è un perché, lo faremo. Allora, questo ha anche delle conseguenze dell'ultima cosa che vi volevo dire, sempre nell'ordine di ciò che può produrre la migrazione al digitale anche nel piccolissimo microbico settore dei settimanali diocesani, è quello di vedere poi riflesse le scelte che si compiono nell'ambito della comunicazione digitale anche in qualche piccolo numero interessante. Google PageRank, chi lo conosce? È un indicatore di Google che misura una serie di parametri, non solamente gli accessi a un certo sito, ma fondamentalmente la popolarità, diciamo, e l'autorevolezza di un certo sito. Misura sia il numero degli accessi a quel sito, sia i link, e soprattutto, anzi in realtà, i link che altri siti o altri utenti fanno al sito, a quel sito e a singole pagine in realtà di quel sito, per cui quanto più si è linkati da altri e tanto più questi linkano contenuti che il web ritiene importanti, tanto più in questa classifica del Google PageRank fatta da Google salirete. Devo dire che nel nostro piccolissimo, e faccio anche un po' di peccato di orgoglio, perché mi diceva Emilio che probabilmente lui sarebbe stato il diavolo, io l'acqua santa, ma mi pare di capire che è viceversa. Nel nostro piccolissimo ci sono solo 6 settimanali in Italia su 190 che hanno 5 punti nella scala di Google PageRank e uno di questi è il nostro. Credo che questa migrazione al digitale, imprescindibile comunque, possa pagare, Tomasini lo dimostra, anche nel breve. Grazie. Scusa, se mi ripeti, Google PageRank. a page come pagina? Rank è okay. in realtà dipende dal fatto che lo scopritore, l'ideatore, il coordinatore si chiama Rank di cognome. Ok, comunque page Quindi, rank. Ecco, non so se ci sono domande dai presenti. No, ne faccio una io. Ho visto, non so se ieri o l'altro ieri, una battuta del direttore, se non ricordo male, del Sole 24 Ore, che dava come futuro l'informazione online a pagamento, che è un po' il nocciolo della questione, perché ok, sì, andiamo tutti online, ma chi ci paga, chi ci sostiene? La pubblicità, dice Tomasini, nel caso dei settimanali cattolici sono gli abbonamenti cartacei e la pubblicità. Ok, e la pubblicità ovviamente, ma anche nel caso di Tomasini. Se il futuro è online, come siamo? Qual è lo stato dell'arte secondo voi dell'informazione online a pagamento? Perché mi sembrava che rispetto a qualche anno fa, qui c'è anche qualche collega del Gazzettino, mi sembrava che in questo senso non abbia avuto questo successo esponenziale, diciamo, l'informazione online a pagamento, anzi qualcuno
mi pare che ha un po' corretto il tiro, rendendo liberi, free, più di quello che insomma inizialmente intendeva. Ma io vengo in un settore molto particolare in cui c'è una percezione di valore enorme in quello che facciamo e quindi nel nostro settore sarebbe vero l'opposto, nel senso che se non ci fosse un prezzo e anche caro non comprerebbe nessuno. Quindi diciamo la mia politica è che io sono quello più, cioè io amo dire, adesso non come direttore di Traders Magazine, diciamo come consulente finanziario, sono il consulente finanziario più caro d'Italia. Se così vuoi, bene, se no, the door is wide open, la porta è là, bella aperta. Quindi è diverso per chi vende un prodotto di informazione che è una commodity. Quindi capisco che questo sia un problema completamente lontano dalla mia sensibilità, nel senso che nel settore finanza, se io ti do la tecnica per diventare ricco, tu mi devi pagare anche abbastanza caro, perché poi tipicamente dall'altra parte è una persona che ha dei capitali da investire. È chiaro che se andiamo ad avere un target di clientela diverso in cui vogliono capire un determinato evento, lo fanno per spirito civico, per essere informato, lo fanno per cogliere delle opportunità a livello territoriale. Chi di noi non legge il giornale locale per sapere la sagra, piuttosto che il cinema per i bambini, perché non sa dove portare i bambini la domenica, piuttosto per vedere i necrologi, cioè, quindi sono diverse le finalità. Il mio target di clientela è un target di clientela tra virgolette ricco e un target di clientela che è disposto a pagare, anzi associa un prezzo elevato, cosa che spesso non è, come il mio caso testimonia, anche a una qualità elevata, però così funziona il gioco. Riformulo la domanda: sparirà Gente Veneta su carta e Gente Veneta sarà solo online? Ah, ma c'era il tranello, allora, lui astutamente... Riuscirete a far pagare Gente Veneta online? È la sfida però da cogliere anche molto presto. I dati che vengono diffusi in Italia, adesso allargo di nuovo il tiro velocissimamente, è che l'anno scorso fatto 100 il totale del fatturato delle società editrici, 90 è ancora venuto dei ricavi è venuto dalla carta e che ogni anno l'online guadagna solo lo 0,5% di questo totale del fatturato, quindi che in Italia c'è una crescita lentissima dei ricavi dal web. Però esempi come il suo, esempi come il Sole 24 Ore e altri probabilmente dicono che questo siamo alla svolta e che probabilmente, oltre che inevitabilmente nel medio periodo, è il momento di tenere buoni, fermi, saldi e ben attaccati i fidelizzati alla carta, ma di pensare davvero anche a vendere online. Quindi multimedialità, ecco un termine che non mi piace, ma insomma... Multiricavitorialità. Okay. Molti rigagnoli diversi, cioè due rigagnoli in fin dei conti, la carta e il web.